Allora, torniamo in diretta, edizione straordinaria, ci fai vedere Italo subito il computer, questa è Trieste, guardate il piccolo in diretta, quello che diceva poco fa con noi al telefono il sindaco di Piazza, la forte pioggia che tutta la mattina è caduta su Trieste, questa è la zona terminale, le rive, vedete la nave bianca laggiù, doveva approdare a Venezia, invece la grande nave è in stazione marittima a Trieste e appunto anche lì dove c'è acqua alta c'era preoccupazione. Qui l'acqua non solo arriva dal mare ma affiora da sotto esattamente come Venezia e guardate questa è la condizione all'esterno della chiesa greco-ortodossa, finale di via Mazzini, zona vicino a Piazza della Borsa, gli autobus, vedete questa è la condizione, là vedo un lampeggiante, la polizia locale che evidentemente preside il territorio e anche qui ci sono degli allagamenti appunto a Trieste. L'incubo non è finito nemmeno qui e dunque continua per la forte ondata di maltempo che ha colpito anche l'estremo nord-est con Trieste, tutto territorio che illuminato da Antena 3, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, e quindi eccola qui la chiesa che citavamo. Allora queste sono le rive e vediamo se Andrea La Sorte, mi pare che sia, lo citiamo appunto anche il collega del Piccolo, sta documentando tutto per il quotidiano triestino e questa è la situazione anche a Trieste. Laggiù in fondo c'è il centro, in fondo a queste immagini Piazza della Borsa per quanti di voi conoscano anche Trieste. Questa è la condizione del capoluogo giuliano al momento, come vedete non so se il traffico è proprio chiuso in questa parte, immaginiamo anche di sì, poco fa filmavano via Mazzini, anche lì l'autobus era fermo. Va bene, allora Tiziana è pronta o aspettiamo ancora qualche istante? Ditemi voi ragazzi. Non c'è Tiziana. Non c'è, allora aspettiamo ancora. Ci fate risentire brevissimamente l'altra parte dello sfogo durissimo di Luca Zaia quando parla del Mose e le polemiche di queste ore. Tira una foto ed è vergognoso di un taglio del nastro, Galan, Zaia, Berlusconi e tutta un'altra serie di autorità, ministri e quant'altro e la spacciano dappertutto come l'inaugurazione della prima pietra del Mose. Sì, è vero, ed è una colossale stupidaggine, sì, è vero. Quella foto lì, ma io spero che un giorno ve le mando io le foto, tanto ce ne sono 3 che fanno girare. Quella foto lì è l'inaugurazione del passante di Mestre, sì. Io ero lì in quanto ministro dell'agricoltura, punto. Il Mose, la prima pietra è stata fatta nel 2003, per l'altro il progetto del Mose, posso ricordarlo, il progetto del Mose nel 66 arriva alla piena, per 10 anni, l'acqua grande, no? 1966, per 10 anni discutono e litigano tutti i partiti del panorama nazionale negli anni 70 per decidere cosa fare per Venezia. A un certo punto fanno un bando, tirano su un po' di progetti, nessuno soddisfa di questi progetti e pensano al progettone, cioè di mettere assieme i progetti e tirare fuori una roba unica. Nel 1984 danno l'incarico di progettazione, io avevo 16 anni, andavo a scuola, nel 1989 fanno il progetto preliminare, nel 1992 fanno il definitivo, cioè vuol dire che il progetto realizzato in mare oggi è del 1992, io andavo a scuola. Iniziano i lavori nel 2003, io non c'ero nel 2003, non avevo cariche nazionali, non avevo cariche regionali, sapevo neanche che cos'era io il Mose, ma non lo dico per tirarmi fuori, lo dico perché è così. Arrivo in regione nel 2010, trovo il Mose tutto deciso, realizzato l'85%, dopo un mese che sono diventato presidente sono andato a fare la visita, ci hanno invitato con tutto il consiglio a vedere la visita dei cantieri che sono faraonici, è una grande opera di ingegneria, da qui io posso dirvi questo, oggi è realizzato il 93%, è un'opera dello Stato, vuol dire essere dei lazzaroni e mandare in giro foto mie che io ho inaugurato il Mose, cioè che non c'entrano niente. Come mandano in giro una foto di Mary Galan con una coscia di pollo in mano, voi sapete che foto è quella lì, non è una festa, erano le 11 del mattino a Palazzo Balbi, in occasione della campagna per l'aviaria, avevamo... Esatto, era il periodo dell'incubo aviaria, no? E lei diceva si può mangiare... 2006, me lo ricordo. Nel 2006. Quella mattina decisero tutti gli amministratori in tutte le piazze, noi ovviamente a Palazzo Balbi ero assessore all'agricoltura, di farsi vedere con una coscia di pollo in mano.
viene venduta come una gran festa, bagordi, cioè come sia andarsi in giro per le feste, lasciamo perdere con Galan o senza Galan, andarsi in giro per le feste e mangiarsi le cosce di pollo tenendole in mano, ma io dico, ma che gente abbiamo in giro? E la responsabilità ce l'avete anche voi perché dovete comunicarle queste robe. E poi questi sono quelli che dicono che bisogna essere comunità, quelli che dicono che bisogna crescere, il senso del bene comune. Allora, così Luca Zaia, la salute di Sastino di Livenza da Christian Arboit, questo è il video girato pochi minuti fa, vi ripeto, Christian sta raggiungendo Bibione, dove ci sono forti criticità, come segnala la protezione civile con Giampaolo Bottacin. Poi vediamo ancora Francesca Bozza. Questo video. Che è, scusate perché non ve l'ho detto, Pellestrina, Dania Pellestrina, sì, e quindi ancora questa è la condizione che vive Pellestrina adesso. Allora, questa è la condizione a Pellestrina. Voglio salutare e ringraziare Michele Grossato, presidente della Proloco di Rosolina. Buongiorno e ben trovato. Faccio vedere due video che appunto riguardano Rosolina in queste immagini. Grossato, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che succede lì? E qui succede quello che sta succedendo praticamente su tutta la costa veneta, forse essendo anche la parte un po' più esposta verso il mare rispetto agli amici dell'Alto Veneziano. Noi abbiamo l'erosione, le spiagge siamo in ginocchio, le spiagge abbiamo la passeggiata mare che fa da protezione all'entroterra, ma tutti gli stabilimenti balneari sono veramente messi male. Ho sentito circa 500.000 metri cubi spariti a Jesolo, quindi lì a Rosolina che cifre possiamo dare, se possibile? Adesso non sono in grado di dar cifre di volumi, gli operatori a fine stagione avevano anche costruito un argine proprio in vista dell'inverno, anche perché ormai sono 2 o 3 anni che succedono questi fenomeni, un argine proprio vicino a dove va la Batigia, alto circa 3 metri, e la spiaggia si è completamente inghiottito. C'era tutto questo argine artificiale fatto su tutta la lunghezza dei 3 km di spiaggia di Rosolina Mare, i chioschi, i vari bar che ormai galleggiano praticamente sulla sabbia, sono uscite tutti i sottoservizi, le fognature, le reti elettriche, gli stabilimenti balneari sono veramente messi male. Certo, un danno enorme, Presidente, no? È un danno enorme, bisognerà anche fare una quantifica. E abbiamo anche la zona a sud di Rosolina, la zona di Porto Caleri, che anche lì il mare praticamente è invaso in prossimità del giardino botanico, e lo stesso ci sono anche degli attracchi di pescatori che hanno subito dei grossi danni, e poi ovviamente il delta del Po fino ad arrivare alla Sacca di Scaldovari, che la situazione è ancora più critica della nostra qui di Rosolina Mare. Certo, Presidente, grazie, un forte abbraccio, buon lavoro e aspettiamo ovviamente tutti i finanziamenti perché già si lavora. Cioè, lei ci ha raccontato 3 metri di sabbia, il solito muro che si fa nelle spiagge della nostra regione per scongiurare il peggio delle mareggiate, e quei 3 metri se li ha mangiati tutti il mare. Praticamente è stato inghiottito, anche adesso io mi trovo proprio a Rosolina Mare in questo momento, ci sono dei cavalloni che sono impressionanti a vedere. Ci può mandare un video, Presidente? Ci può aiutare anche lei? Provo a mandargli un video. E in più non dobbiamo sottovalutare, perché noi abbiamo la foce dell'Adige, sono stato anche sugli argini dell'Adige poco fa, e anche lì è preoccupante perché ormai adesso l'acqua sta defluendo, per fortuna con fatica il mare la riceve, però se ci fosse un'inversione lì veramente sarebbero cose da non immaginare. Certo, grazie a Michele Grossato, Presidente della Proloco di Rosolina, grazie e buon lavoro.
Tra l'altro citava l'Adige, è fondamentale e importante anche questo, ricordate nei tempi di Vaia un anno fa, quando è stato riaperto il collettore che collega l'Adige al lago di Garda, scongiurando l'allagamento di Verona e con un possibile sfogo, costruito nei primi decenni del Novecento, e con possibilità di sfogare fino a 500 metri cubi al secondo, che sporcano inevitabilmente il lago di Garda ma salvano Verona dall'allagamento. Mi sembra di aver capito che c'è Tiziana in collegamento con noi. Qui ci sono tutti i detriti, i rifiuti anche di Pellestrina. Lorenzo, poi li facciamo vedere, grazie. Tiziana e Paolo Bottero, dove siete adesso? Sì, allora noi siamo a Belluno, a pochissimi passi dal centro cittadino, siamo sull'argine del fiume Piave in località Borgo Piave. Ci siamo messi da questa parte perché la provinciale, che è proprio nostra dirimpettaia, è stata chiusa poche ore fa perché si è rimessa in moto dopo alcuni anni la frana di Via Miari, per l'appunto tristemente nota, ed è stata la frana, questo movimento franoso, che ha obbligato anni fa la realizzazione del Ponte Bailey, perché la città di fatto su quella strada, con quella strada chiusa, praticamente veniva tagliata a metà. Paolo però, visto che siamo proprio qua a ridosso del Piave, quindi del Ponte della Vittoria e a poche centinaia di metri dall'Ambioi, vi può far vedere tranquillamente che cosa non sta scendendo proprio sul Piave. I tronchi, legna, insomma veramente c'è sta venendo giù di tutto, e tutto quello che l'acqua sta trovando ai bordi, e tutto quello che stanno portando giù, per esempio il torrente Ardo, che è un suo affluente a nemmeno 200 metri da dove mi trovo io in questo momento. La situazione della frana di Via Miari, un movimento franoso storico, un movimento franoso che è stato contenuto negli anni grazie a un intervento del consolidamento del versante, un movimento che ha, come dire, obbligato anche alla costruzione della famosa galleria che bypassa questa strada e che porta più velocemente, più scorrevolmente da Belluno alla sinistra Piave, Limana e tutto il Borgo Valbelluna, i comuni di Borgo Valbelluna. Questa frana si è rimessa in moto e questa volta si rischia veramente, almeno la gente così sta dicendo, rischia di tirare giù tutto, perché lì sopra ci sono case, lì sopra ci sono costruzioni, e questo è praticamente il versante di Via Montegrappa, e Via Montegrappa è poi la località di Belluno che si utilizza per raggiungere la sinistra Piave. Questa è la situazione, con un fiume Piave davvero ingrossato. Non so se vi sono arrivate le immagini, le fotografie che ho mandato poco fa della situazione di Lambioi. Tra poco ci spostiamo, perché anche lì l'acqua è arrivata veramente a livello degli argini in pietra, che lo scorso anno erano stati scavalcati letteralmente dall'acqua, l'acqua che poi si è mangiato tutto il parco fluviale. Fortunatamente in questa zona, che di recente vi avevamo mostrato nel telegiornale per gli annosi problemi che vengono causati proprio dalla piena del fiume, ci sono dei bocchettoni che devono aiutare a far defluire l'acqua che dal piazzale di questo complesso immobiliare poi scaricano nel fiume. Quando ci sono naturalmente dei generatori, quando l'acqua del Piave, il livello del Piave sale, rientra da questi bocchettoni, blocca i generatori e l'acqua che dovrebbe uscire risale e allaga. Ci ricordiamo, e ci sono ancora i segni sul muro del condominio, quel segno nero è il limite dell'acqua che l'acqua raggiunse l'anno scorso proprio nella giornata
del 30 di ottobre. È una giornata davvero drammatica, qui il parcheggio non c'era più e tutte le macchine vennero sommerse dall'acqua e dal fango. C'è la notizia, ce lo ha comunicato poco fa il portavoce del Comune di Belluno, dell'esondazione del torrente Turriga a Castion, quindi siamo in praticamente alla mia destra, il versante è quello che porta nella località del Nevegale, dove in mattinata ci sono stati diversi interventi per il recupero di piante cadute sulla strada. Guarda Paolo, fai vedere a Ferdinando, al pubblico che ci sta seguendo da casa, guardate i tronchi che stanno bellamente scorrendo sull'acqua, e sono quei tronchi che poi vi abbiamo fatto vedere questa mattina, arrivano allo sbarramento della diga di Busche e poi si imbottigliano e Tiziana, scendono verso ancora, la Piave, no? verso la pianura. È quello che voi avete detto. Sì, sembrava stesse uscendo il sole, perché il vento da questa parte ha leggermente fatto diminuire le precipitazioni, che invece nel Pago continuano ad essere particolarmente intense. Qui pare che vada tutto bene in questo momento, anche se voglio dire la pioggia continua a cadere senza soluzione di continuità. Guardate ancora i tronchi che si stanno spostando sul pelo dell'acqua. Guardate, fa impressione, è impressionante, perché noi ci immaginiamo che tutto questo materiale, il materiale che vi abbiamo sempre detto, no? Se non viene tolto dagli argini dei torrenti, se non c'è la ripulitura urgente e immediata di tutto il materiale che si è accumulato, alla prima piena tutto quel materiale viene portato a valle, e così sta ai noi capitando. L'abbiamo sentito oramai come una cantilena, veramente sta volando, vola di tutto, ma nell'acqua vediamo anche delle plastiche, bidoni, insomma c'è un po' di tutto. La situazione non è buona, ma soprattutto pensiamo che non sia buona pensando alla pianura, pensando a quello che si sta vivendo in questo momento nelle aree golenali, e con quale ansia si stanno passando queste ore di vera e propria emergenza prealluvionale, se così la vogliamo chiamare, a meno che non sia stato dato un altro nome. Davvero fa paura tutto questo materiale, che poi a un certo punto arriverà a una strettoia, farà diga, farà diga e poi l'acqua tracima. Certo. Da qualche parte Sì. Certo, da qualche parte per forza se ne deve andare, allora, non sono solamente rami, noi stiamo parlando di tronchi veri e propri alberi. Adesso o spostiamoci dove credi, dove reputi tu, se dove c'è questo nuovo allagamento, più in giù, dove vuoi tu. Perché adesso noi ci stiamo preparando per la conferenza stampa di Zaia, Bottacin, eccetera, e quindi tra poco saremo in diretta da Ponte di Piave. Prima torniamo a Venezia, quindi Tiziana, rifiatate un po', vi faccio vedere Daniele Garbin riaperto, il Tesina mi pare, Torri di Quartesolo, sì, ricordavo bene, a Torri di Quartesolo il ponte sul Tesina che era chiuso, eccolo qua, lo facciamo vedere, anno 1588, ponte sul Tesina, guardate, disegno di Andrea Palladio, guardate che ci ha ripreso anche il cartello Daniele Garbin, bravissimo. E questo è stato riaperto, segnale importante di distensione, definiamolo così. Poi vediamo ancora questo cos'è, niente, devo guardare per forza piena pagina così, sempre Daniele Garbin, il Tesina, alcune immagini del Tesina. Grazie ragazzi. Andiamo veloci perché ne ho tantissimi da far vedere. Dove siamo arrivati? Cristian Arboiti, mi trovo sulla strada tra Lugugnana di Gruaro e San Michele, chiusa perché il canale è tracimato. Cristian Arboiti, vediamo.
Bene, qua abbiamo capito bene, tra Gruaro, abbiamo detto Lugnano, Gruaro e San Michele al tagliamento. La marea scende, domani previsto massimo di 110 per quanto riguarda Venezia. Il Patriarca affida alla città, alla Madonna della Salute, diffuso un testo di preghiera scritto in questi giorni, il Patriarca Francesco Moraglia. Carissima Madonna, lo leggiamo insieme, della Salute che da sempre vigili sui veneziani, sulla città, guardaci con il tuo sguardo materno in questi momenti in cui sentiamo tutta la nostra fragilità ed impotenza. Inizia così la preghiera di affidamento di Venezia alla Madonna della Salute, scritta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Poniamo nelle tue mani di madre le nostre chiese, le nostre case, le nostre attività, le persone a noi care e noi stessi. Ti chiediamo di mostrarti a noi madre di speranza. Così avete visto dalla diretta. Allora volevo tornare poi ai video dei nostri telespettatori che sono tantissimi, siamo rimasti indietro. Quando è pronto Filippo Fois me lo dite perché andiamo a Venezia. Ah, ok, c'è. Allora vediamo quanti ne sono arrivati. Ve lo facciamo vedere, non lo so. Guardiamo la schermata ed eccoli qua, guardate, non riusciamo ancora ad aggiornare e a vederli tutti. Guardate quanti ce ne sono ancora rimasti indietro. Questo Perarolo di Cadore, ci mandano queste immagini. Sabri, grazie. Perarolo di Cadore, anche qui la furia dell'acqua. Allora Filippo, dove sei adesso? Questa è la Basilica dei Frari, una delle chiese tra le più importanti di Venezia, tra le più grandi anche. Quindi siamo nel sestiere di San Polo. Come vi abbiamo detto, vi avevamo anticipato, l'acqua oramai sta iniziando a calare, se potete osservare dalle immagini di Sandro Ponchio è ben evidente. Dall'altra parte, all'altezza della Basilica, il livello è ancora più basso, perché poi, come sapete, le isole di Venezia non si trovano tutte alla stessa altezza e anche all'interno della stessa isola, come vedete, ci sono livelli diversi, per cui in alcune zone, come vedete, si cammina già all'asciutto. Sembrava un deflusso molto più rapido di quello che poi è stato in realtà, però comunque possiamo dire che l'emergenza oramai è terminata. Sentivo che ci saranno ancora un'altra giornata con 110 centimetri domani in queste zone, quindi non dovrebbero essere interessate, quindi queste zone dall'acqua alta, però per quello che riguarda San Marco purtroppo il problema si ripropone un giorno ancora in più. La città sta lentamente tornando alla sua vita normale, considerando il fatto anche però che oggi è domenica, però i negozi, molti locali rimangono chiusi. Ne abbiamo veramente visti tanti che fuori dall'ingresso avevano appeso un cartello con scritto "si riapre in data da destinarsi", per cui adesso comincia inizia la conta dei danni che sarà veramente molto molto seria, perché l'abbiamo sentito anche poco fa quando abbiamo intervistato alcuni negozianti. L'acqua alta di questi 5 giorni ha fatto veramente dei disastri e per molti si tratta quasi di ricominciare da capo. Filippo, sei ai Frari, dove sei? No? Sì, ai Frari. Ho detto questa qua, ecco, sì. Adesso Sandro Ponchio la inquadra nuovamente. Questa è la Basilica dei Frari. Qui l'acqua praticamente sta veramente lentamente defluendo, c'è solamente in quest'isola c'è solamente una piccola parte che è rimasta sott'acqua, ma piano piano vedete che è anche molto più bassa rispetto al livello del resto e tra poco probabilmente non ci sarà più acqua alta. Anche qui io direi che secondo me al massimo tra un paio d'ore qui non dovrebbe più esserci niente, però non bisogna fare l'errore, come diceva prima anche il sindaco Brugnaro, di pensare che se è passata l'acqua alta è passata l'emergenza. Purtroppo l'acqua alta ha provocato parecchi danni, molti si calcoleranno sulla lunga distanza, certo. E il fatto che da domani o da dopodomani si sia l'asciutto non vuol dire assolutamente niente. Ci sono tanti negozi, tante attività economiche in ginocchio, tante famiglie che devono veramente ricominciare da capo la propria professione, per cui, e soprattutto anche senza soprattutto i danni al patrimonio artistico della città. Quelli sono incalcolabili, nel senso che è veramente difficile calcolare i danni che sono stati provocati dall'acqua alta, che non si vedono subito, sono come possiamo dire che
Ecco, avevano usato un'espressione, non è come un terremoto, qui i danni poi si vedono nel corso degli anni, quando escono fuori. Se vi ricordate la chiesa che abbiamo visto a San Moisè, Sì. aveva già molti marmi che erano consumati, proprio perché questo genere di eventi lì si verifica tutti i giorni. Domani per esempio 1,10 m quella chiesa sarà nuovamente sott'acqua. 70% di Venezia sott'acqua oggi, diceva il Gazzettino. Grazie davvero Filippo per il lavoro prezioso tuo e di Sandro Ponchio. Caorle ci manda un altro video, una nostra telespettatrice, la zona dell'imbarco del traghetto. Adesso vi dirò poi con più precisione, guardate cosa è successo anche a Caorle. E intanto prepariamo il collegamento con Lucio Zanonato per seguire la conferenza stampa a bordo Piave, fatto con il governatore Luca Zaia. Questo è spiaggia di Ponente, zona del traghetto a Santa Margherita, ci scrive Fatima, grazie. Ferdinando, Punta Sabbioni ci manda questo video. E lo ringraziamo, quest'altro video che documenta la situazione a Punta Sabbioni. Poi andiamo veloce, Alex Gruaro vicino a Porto Gruaro, grazie Alex, diamo un occhio anche a questo video. Quindi questa strada che sta percorrendo è totalmente ricoperta d'acqua, la vedete? Che è non molto distante dove si trova adesso Christian Arboit, che è diretto verso Bibbione, dove appunto ci segnalano una serie di problemi. Tra l'altro, se avete appunto qualcosa da Lignano 13 minuti fa, insomma, questo, il bar La Pagoda, se così fosse, vediamo se riescono a mandarci altre foto, perché davvero questa è drammatica per quanto riguarda Lignano. Allora, Savino, vediamo cosa ci scrive Savino. Cuyaba, Lido di Venezia, la spiaggia, vediamo questo video. Grazie Savino, attenzione anche qua, vedete, vi avvicinate un po' troppo e la cosa è pericolosa, fotografi comunque. Tra l'altro vi dobbiamo raccontare un episodio, anche questo l'ho perso, non so dove l'ho ricevuto, ma è una fonte ufficiale, forse in chat, il sindaco Brugnaro che ha dovuto soccorrere un cameraman, aveva appuntamento per un'intervista in piazza San Marco, ha dovuto soccorrere il cameraman caricandolo sulla schiena insieme ai vigili, agli agenti di polizia locale. Non era il nostro cameraman, lo dico, i nostri sono organizzatissimi, però aveva gli stivali che si erano riempiti d'acqua, non certo gli stivali a prova di nuova acqua alta, come diceva Filippo Fois, che devono essere ormai quelli sino alla cintura. Sempre strada tra San Michele, lo vediamo subito, quando è pronto Lucio ditemi ragazzi, che prepariamo la conferenza stampa di Luca Zaia. Questo è un video di Lorenzo Maier. Piazza San Marco ancora, cosa si vede qui? C'è Lucio? Lucio, con il governatore Luca Zaia, Paola Roma, il sindaco che è ancora con te. Lucio, se sei pronto ti diamo la linea. La gente vuole sapere la situazione. No vabbè, ma siamo qui col sindaco, adesso andiamo a vedere anche il Piave, saranno 1200 metri cubi, ricordo l'anno scorso il momento di punta erano 2800, però loro hanno già evacuato delle abitazioni dei cittadini in Golena e quindi la preoccupazione per questo fiume. Abbiamo preoccupazione per dare informazioni ai cittadini per il tema del Brenta sul Bassano che sta spingendo forte, Bacchiglione sotto controllo e poi il tormento della montagna che è piena di frane, e fra l'altro i vicini di casa hanno chiuso il Campolongo, quindi hanno valanghe sulla zona del Campolongo, quindi Corvara è isolata rispetto al Campolongo. Noi abbiamo frane un po' sparse in tutto, so che Bottacino è andato su dove Bottacino, è andato su anche a fare un sopralluogo in montagna, quindi la situazione è tragica. E poi attenzione che si sta aprendo un nuovo fronte che è quello del Veneto orientale. Veneto orientale significa, in generale vi ricordo, ho sentito un po' di diversi che sono sul luogo, adesso andrò a Bibbione, Bibbione è sotto acqua,
Bibbione ha dovuto chiudere le porte vinciane sul tagliamento e quindi l'acqua si è riversata nella città e ho parlato col sindaco. Dall'altro abbiamo Lemene a Portogruaro, Concordia Sagittaria, Teglio Veneto, insomma tutti i territori interessati da allagamenti, e poi la costa a devastazione. Abbiamo Jesolo con la parte est della pineta e di fatto non esiste più la spiaggia di Bibbione non esiste più, e Caorle è già stata martoriata e continua ad essere martoriata dalle acque già da martedì. Quindi lo scenario è veramente uno scenario di un Veneto che sta rivivendo sotto certi altri aspetti l'alluvione 2010, cioè condizioni climatiche sono pressoché uguali. Abbiamo le opere che tengono rispetto al 2010, perché noi avevamo ereditato una regione che da 80 anni non aveva più opere idrauliche, però piovosità, neve anticipata, vi ricordo che abbiamo aperto le piste 10 giorni fa, scirocco che fa sciogliere le nevi, acqua che viene giù, scirocco che fa sì che il mare non riceve e acque alte. La marea di oggi avete visto ha fatto i 150-155 in base alle due misure, non siamo arrivati ai 160, però ha fatto danni ancora. Ecco, giusto per dare l'informazione ai cittadini, Piave sotto controllo, dov'è la vera e propria criticità, e soprattutto ai cittadini che consigli dare nelle varie zone? Guarda, sotto controllo c'è qua l'assessore Bottacin che è l'ufficiale di collegamento, l'uomo Lavana come si direbbe. Sotto controllo lo diciamo quando torna il sole, nel senso che noi abbiamo affinato le nostre previsioni meteo, lo dico ai tanti premi Nobel che abbiamo di meteorologia, ai premi Nobel di idraulica, di ingegneria, perché abbiamo scoperto che un sacco di gente sul divano che sa tutto, e soprattutto ai cagli ormai sui polpastrelli a forza di scrivere, vergognosa sta roba. Lo dico che se oggi abbiamo previsioni nelle quali sbagliamo di 3-4 centimetri le maree piuttosto che le piovosità, ce le abbiamo perché ci sono uomini e donne che lavorano da 10 anni ormai per affinare, su volontà nostra, perché non sono tutte le regioni sono così. Quindi noi adesso prevediamo che alla volta di domani dovrebbe esserci schiarite e si ritorna alla normalità. Dopodiché la ripresa del maltempo ci sarà, si tratterà di capire se sarà un maltempo autunnale verso l'inverno sostenibile, con piovosità e abbassamento delle temperature, ma se continua ad esserci lo scirocco continueremo ad avere problemi. Perché scirocco significa caldo, cioè temperature miti, e mare che non riceve, quindi marea. Mare non riceve, la marea fa danni a Venezia, ma anche non fa scaricare i nostri fiumi. Se non scaricano i fiumi la campagna va per sopra. Prova sia che qui abbiamo 1200 metri cubi, che il Bibbione è sott'acqua e che abbiamo Lemene che è mandato a Portogruaro sott'acqua, piuttosto che Concordia Sagittaria e così via. Ecco, per la gente quindi di Bibbione che cosa dirgli e che cosa è possibile fare? Allora, la prima roba che diciamo noi è sempre prudenza per tutto. Guardate, una persona purtroppo, ieri hanno fatto il funerale, ha perso la vita a Pellestrina perché senza pensarci con l'acqua alle ginocchia questo signore anziano ha staccato la presa della corrente, è morto fulminato. Quindi prudenza per tutto, anche per azioni che sembrano, come si può dire, che sono istintive, sembrano banali ma possono nascondere dietro il pericolo. Quindi prudenza, seguire i bollettini, non si può dire che non ci siano strumenti, cioè non vi dico di andare su internet, basta guardare Antena 3 e Rete Veneta c'è una diretta, mi sembra, quindi grazie anche a voi oppure i bollettini ufficiali che abbiamo noi, che voi riportate, quindi grazie, i mass media li riportano. E dall'altro raccogliere materiale fotografico dei danni, perché poi anche qui ci sarà una gestione commissariale e passeremo alla conta dei danni con del materiale. Se qualcuno fa già delle spese cerca di raccogliere, poi come funziona? Si porta tutto al sindaco e il sindaco farà avere tutta la regione. Nel 2010 abbiamo avuto 235 comuni alluvionati, 10.040 pratiche di famiglie o aziende con l'acqua in casa, abbiamo erogato per il ristoro di queste famiglie e imprese circa 300 milioni, più altri investimenti che abbiamo fatto tante opere. E io sono il commissario del 2010 anche di Vaia, vedo che nessuno si è lamentato di quel 2010, quindi la modalità di operativa sarà sempre questa. Ecco, però ad esempio nell'immediato sacchi di sabbia, cose di questo genere, soprattutto c'è una previsione per cui, diciamo così, l'acqua comincerà a ritirarsi? Guardi, i volontari della protezione civile, gli alpini della protezione civile, tutti i volontari in generale sono coordinati e se osservate da noi non c'è mai confusione. Cioè qua non si arriva a operare una persona col coltello di casa, qui arriva il chirurgo
super attrezzato, super specializzato, per dire insomma che la nostra protezione civile, c'è anche qua il dottor Dell'Acqua che è qui dietro a me, magari facciamo vedere, è il capo di tutto il settore ambiente della Regione Veneto, e quindi è anche il nostro uomo che governa anche la protezione civile a piramide. Se qualcuno mette a sede a disposizione deve andare da un uomo in divisa nei teatri, o meglio ancora dal sindaco che è autorità di protezione civile nei teatri dove c'è bisogno, e si mette a disposizione. Il fai da te è pericoloso per chi lo fa e per gli altri che ci sono attorno, cioè, è inutile avventurarsi a fermare l'acqua da un fiume perché non si ferma. Parlate con i sindaci che poi vi indirizzano. Anche per quanto riguarda così la possibilità di calcolare quest'acqua che torni indietro, cioè che comincia a defluire. Beh sì, anche perché c'è tutta una dinamica poi idraulica che non sto qui a spiegare. Penso che sia fondamentale ricordare questo, insomma, che non abbiamo dei tecnici che studiano H24 questi fenomeni, e non a caso quando voi vedete, no, o dite in TV ma la marea domani sarà a 160, non è che abbiamo il frate indovino in ufficio, c'è chi studia queste robe. O quando abbiamo detto, vi ricordo, l'assessore Bottaccino ha aperto l'unità di crisi prima della prima marea di Venezia, piuttosto che le nevicate di questi giorni in montagna noi le abbiamo previste, penso che abbiamo sbagliato di pochi centimetri 4 giorni fa, quindi abbiamo delle previsioni, degli algoritmi, fra l'altro con dei modelli, un modello americano, uno francese e quello comunitario. quindi abbiamo 3 modelli, americano, il francese e comunitario, che incrociamo per vedere se poi dicono la stessa roba oppure no, e a volte ci sono anche delle divergenze nella veduta dei modelli matematici. Però insomma non si può dire che l'emergenza è finita, anzi bisogna No, l'emergenza non è finita, Venezia è stata martoriata, però ricordiamoci che c'è il Veneto. Non lo dico contro qualcuno, lo dico perché onestamente abbiamo parlato poco dei disastri delle spiagge, dei nostri paesi, delle frane in montagna. Il Presidente della Regione è andato a Venezia tutti i giorni, anche se qualcuno ha dato fastidio, però è pur vero che adesso bisogna occuparsi di parlare di Veneto. Qual è il punto del Veneto che in questo momento la preoccupa di più? Ma guardi, il Veneto orientale decisamente, tutto il litorale e le spiagge. Voglio anche dire una cosa, che per noi spiaggia significa fatturato, significa reddito, significano più o meno un fatturato di verosimilmente va dai 9 ai 10 miliardi di euro all'anno. Facciamo 32 milioni di presenze turistiche. Non può passare il messaggio a livello internazionale che non siamo più in grado di mettere gli ombrelloni con le sdraio, perché poi i nostri competitors a livello internazionale sono bravi a far credere che non si troverà più la spiaggia ad agosto, e quindi il cittadino del mondo che sceglie una vacanza, e la sceglie proprio in questo periodo, e dice quest'anno vado in Spagna perché là le spiagge sono buone. Noi avremo le spiagge più belle di prima, come accade sempre. Quindi il Veneto orientale insomma in questo momento sollievato speciale. E la montagna, sulla montagna Schiucaz, no? Schiucaz, si è rimossa la frana, poi abbiamo altre frane in giro, insomma la montagna è delicata, piove, e quindi da qui alle prossime ore io non so dirvi quanto movimento ci sarà. Piove perché montagna significa neve, ad alte quote, basse quote c'è nevischio, misto pioggia, e magari sulle fasce diciamo da 800 metri magari comincia ad esserci anche pioggia, per cui si è anche preoccupati delle valanghe, quindi l'appello ai cittadini: attenzione quando si percorre in strada. Io capisco che uno non ha il rilevatore di valanghe, però evitate di andare sotto i pendii dove c'è tanta neve, perché non c'è freddo e quindi non la blocca. Avete domande, colleghi? Livenza? La situazione intorno a Motta? Livenza in generale è sotto controllo, però comunque ha creato dei problemi. Adesso c'è il tema di Pra dei Gai, che ovviamente è esondato, se andate a vedere lì c'è un lago, sembra, sì, che purtroppo ricordo, noi eravamo pronti quando 2 anni fa a realizzarla, e per uno scherzo di qualche bella manina qualcuno è andato a aprire la busta quella volta, no? Avevamo le buste con le offerte, qualcuno ha toccato le buste e quindi la gara è saltata, abbiamo dovuto mandare tutto in procura e a rifare una gara. Potremmo essere già dentro il cantiere e averla addirittura ultimata, insomma 25 milioni, quanto siete? 25 milioni di lavori, questo vuol dire lavorare. Io vorrei sapere ancora oggi chi ha toccato quella busta. E quindi Pra dei Gai va in quella direzione, ci hanno chiesto appunto di provvedere alla regimazione con i bacini in maniera oculata per evitare di erodere e di far danni. Poi c'è Concordia Sagittaria, Teglio Veneto e tutta quella parte lì, che quindi Portogruaro e fino a San Michele al Tagliamento, quindi Bibbione per capirci, San Michele è il comune, Bibbione è la località turistica, che sono in grossa difficoltà,
in questo momento Bibbione è allagata e adesso andremo anche a Bibbione e poi, ripeto, la montagna e poi le spiagge. Vi do, se non so se riesce a vedere l'ultimo filmato che mi è appena stato mandato, fra l'altro me l'ha mandato Schiavon, l'ex presidente, non so se è ancora presidente degli albergatori. Questo qui è la pineta est devastata di Jesolo, è appena arrivato adesso. Poi abbiamo questa rete di segnalatori, ecco, questo è quello che c'è, è rimasto dalla spiaggia della pineta. Vedete, questo è il lungomare, tutto devastato, capite i danni che ci sono. Abbiamo mostrato anche noi, Lucio. Grazie e buon lavoro. Grazie. Possiamo Allora, parlare anche... Lucio, allora tutti questi video, grazie anche al Presidente, ha detto delle cose importanti. Noi speravamo non fosse questa la condizione, ma purtroppo Bibbione sott'acqua. Quello che ha mostrato della pineta, zona di Jesolo, l'abbiamo fatto vedere nel corso di questa mattinata con le centinaia e centinaia di video che abbiamo ricevuto dai nostri telespettatori, che non smetteremo di ringraziare. Possiamo parlare con Bottacin delle frane? Ferdinando, aspetta che abbiamo un'altra... Esatto, vai, quello che devi fare, Lucio. No, se possiamo parlare un attimo con l'assessore Bottacin per le frane. Ecco, assessore Bottacin, mi chiedono dallo studio delle frane. Sì, abbiamo una situazione complessa in varie località del Bellunese, a Gosaldo, nel mio comune, il comune di Alpago, la famosa frana di Schiucaz, quella che aveva dato problemi questa primavera. Poi abbiamo qualche problema a Canale d'Agordo, quindi c'è tutto il territorio che si sta muovendo. Anche la strada regionale a Gordina è stata erosa in una zona, quindi si sta attendendo che si plachi un attimo il tempo e poi dopo ci sarà un intervento del Genio Civile. Ecco, Ferdinando, do all'assessore la cuffietta, per cui tu hai più, diciamo, conto della situazione in montagna, visto che io sto facendo il Piave. Se hai qualche domanda? Beh, ma grazie Assessore ancora per essere con noi e aggiornarci. Vedevamo il Piave all'Ambioi, per esempio, anche lì è preoccupazione, Ma il Piave sta passando in questo momento all'Ambioi quello che credo sia il massimo, il colmo di piena stimato sui 1400 metri cubi al secondo, e quindi fra non molto sarà a Busche e dopo per questa sera notte passerà qui a Ponte di Piave nella parte terminale del suo corso. Secondo i calcoli dovrebbe passare quando la marea è al minimo in foce, quindi questo è positivo. Senta, noi Assessore stavamo chiedendo infatti da circa 40 minuti, da quando lei ci ha inviato quell'aggiornamento su Bibbione, che anche i telespettatori ci aiutassero per mostrare quello che succede. Quindi mi sembra che lì adesso ci sia un'emergenza molto forte. Vi state per recare a Bibbione, ho capito dal Presidente. Ma sì, il Presidente si sta per recare a Bibbione. Il tema è che lì abbiamo avuto una sommatoria di alta marea, ricordiamo che il culmine è stato verso l'1-1:30 e una portata importante del tagliamento. E quindi adesso la marea si sta riducendo, però è altrettanto vero che sta crescendo un po' il livello del tagliamento, quindi questo crea qualche preoccupazione e mi auguro che il Friuli intervenga quanto prima, come da nostra ripetuta richiesta, con bacini di laminazione a monte. Guardi, è la domanda che sapevo che arrivava lì, che le stavo per fare. Vi siete sentiti con il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha come lei la delega alla protezione civile ma per quella regione, per la gestione dei livelli? Cosa avete fatto? Vi siete interfacciati, immagino, no? Sì, ci siamo interfacciati, sono state attivate tutte le procedure, però ovviamente le procedure consentono di gestire quello che c'è. Sul tagliamento e sul Livenza servirebbero dei bacini di trattenuta dell'acqua a monte, cioè nel territorio friulano, e purtroppo questo è uno dei problemi con cui ci confrontiamo, ma adesso è stato preso in carico dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, che ringrazio, il quale sta cercando di far sintesi, perché poi noi che stiamo a valle ovviamente non è che possiamo accollarci tutta l'acqua che arriva dal Friuli. Certo, chiarissimo. Assessore, la lasciamo andare, grazie davvero anche per queste notizie, ci vediamo a Bibbione allora a questo punto.
perché stiamo dirottando gli inviati. Grazie all'assessore Bottacin. Purtroppo avete avuto conferma di quello che avevamo letto e che temevamo, purtroppo è realmente così, cioè Bibbione c'è una condizione davvero preoccupante, quindi adesso Christian Arboit ci sta inviando alcuni primi video dicendoci anche che la gente è arrabbiata. Devo smaltire un po' di questi video, mi aiuti Tony, mi aiuti Italo, che così ascoltiamo un po' di queste testimonianze e vediamo le prime immagini di Bibbione, qui ancora zona Portogruaro. Quella del canale, non quella lì, perché qua non gli sarà niente, vedi cosa là, farla lì cos'è. Zero è finita che roba qua, sei 10 anni che io avanti che maniera qua, le fermo il baccinetto qua. Non stanno facendo i lavori necessari. No, mettere l'argine saranno per conto suo. No, fare che i lavori là, alle 10 anni che io avanti che maniera qua. Lei è un residente? Sto qua avanti sotto acqua quasi. E il popolo le fermo. Perché le fermo? Vedila cos'è. E l'acqua che vi dentro del tagliamento, se sera, sono per chiudo per conto suo. Con un da Udine, capire che robe lì. Con un da Udine, chiameremo un da Udine. Guardate che in questo sfogo registrato da Christian Arboit c'è tutto, c'è l'essenziale di quello che ha appena detto anche Bottacin, cioè bisogna fare sul tagliamento, ci deve pensare il Friuli Venezia Giulia. Qui immagini, Francesco Ceron ci fa vedere Portogruaro, giusto? Guardate in che condizioni è. Ce l'hai? Ecco, grazie. Facciamolo vedere. La mostra d'arte Galleria ai Molini, e questa è la condizione di Portogruaro. Sì, da Facebook. Grazie Francis. Queste sono le immagini, così si vede meglio, degli allagamenti. Quindi questa è la zona che adesso sta soffrendo. L'abbiamo detto, ripetuto per l'intera giornata. Attenzione, noi avevamo la diretta dalla montagna, la diretta dall'acqua alta di Venezia, la diretta dal Piave, ora quest'acqua sta arrivando qui, per di più Gruaro e Bibbione stanno vivendo questa emergenza, questa sofferenza, questi allagamenti. Ora piano piano vediamo tutti questi video. Nelle immagini di Christian Arboit. E appena possibile saremo appunto in diretta da Bibbione. Ora, se mi aiutate, torniamo anche da Lucio Zanato che ci dice cosa succede da ora in poi lì, perché credo di aver capito, non so se c'è un vertice appunto o meno. Questo che video è? Scusate, di dov'è? Lorenzo, cos'è? Sempre la spiaggia sparita a Pellestrina. Abbiamo mostrato varie volte, questo è un nuovo video. Nel corso della mattinata l'abbiamo documentato più e più volte. Completamente la spiaggia. Zona Sant'Antonio, Sestè Scarpa, Pellestrina. La spiaggia è sparita. E non solo, avete capito, abbiamo sentito in diretta oggi il sindaco Valerio Zoggia, il presidente della Proloco di Rosolina. Avevo inviato anch'io un video di Bassano pochi istanti fa dove c'è ancora il diluvio, l'ha citata anche lo stesso governatore Luca Zaia. Dove lo trovo il video di Bassano? Vabbè, lo rifaccio vedere da qua. Bassano ora, vediamo. Ed è la piena del Brenta. La piena del Brenta, là dove c'è grande preoccupazione, lo ha detto anche il governatore Luca Zaia, citando proprio Bassano tra i punti che preoccupano, insomma, i punti critici in questo momento della città del Veneto, scusate, Bassano, dove diluviava. Adesso mi sembra che la pioggia non cada più, mi sembra di vedere, quindi questo è anche un dato importante, anche se purtroppo ho sentito da Tiziana
va e viene la stessa pioggia, si credeva potesse aprirsi il cielo, ma in realtà è ricominciato a piovere anche poco fa. Ancora ringraziamo Filippo per il video. Chi c'è qua? Vediamo. Lorenzo, l'ho visto. Qui siamo, scusate, intanto preparo Tiziana, che cosa ci ha mandato? Zona Lamon, torrente a Ponte Oltra, vediamo. Questa era una fotografia scattata poco fa. Avete presente una delle immagini, anche qui simbolo del maltempo dei tempi di un anno fa, la zona di Lamon, Ponte Oltra, eccolo qua, lo vedete da un'altra inquadratura, nelle foto scattate da Tiziana poco fa. Qui Francesco, cos'è questo? Ve lo dico subito, Valvasone, Pordenone. Grazie Francesco, ci ha inviato anche un video appunto dal vicino Friuli Venezia Giulia. E qua Concordia Sagittaria, Portogruaro adesso, una nostra telespettatrice che ci invia questa foto, detto appunto, capito che questa è l'emergenza forse più grande che stiamo vivendo da adesso in avanti. Grazie Federica, un'altra foto la mostriamo, Portogruaro ancora. E ora vediamo qualcos'altro di questi video. Jacopo, che cos'è questo? Martedì sera, no? Mi perdoni Jacopo, ma dobbiamo stare sul pezzo adesso. Caorle, Madonnina, ancora un altro video che ci arriva da un telespettatore. Sentiamo l'audio ragazzi, dovrei averlo aperto. Non c'è? Eccolo qua. Adesso vediamo se riesco a recuperare alcuni dei video che avete mandato stamattina. E questo è Jesolo, Cortellazzo, Jesolo, guardate, quello che ha appena fatto vedere di fatto il governatore è molto simile a quelli che abbiamo mostrato in mattinata e lo mostriamo ancora una volta, così come nei video di Christian Arboit, la torretta, la vedete, guardate la devastazione in spiaggia, abbiamo sentito anche il sindaco di Jesolo. Alice ci manda ancora un video di Burano, è chiaro che anche qui la situazione di sicuro è sensibilmente migliorata rispetto anche a questo video, comunque la mattinata di oggi. Ora l'emergenza, l'avete sentita, il litorale, avete sentito il litorale, a risalire è tutto, Jesolo, Bibbione, Nicoletta, di Nicoletta non abbiamo mostrato niente, Santa Marta, questa è Venezia, abbiamo fatto vedere tantissimo, adesso grazie Stefano, Pineta, zona Mervilla, Jesolo, Lido. Che video è questo? Vediamo Stefano. Guardate, guardate. Eccolo qua, vedete quel che resta della passerella, quella parte in cemento, guardate che devastazione che c'è. Cosa ha causato la mareggiata? Tutti in spiaggia, sconvolti a vedere la distruzione portata dal mare e dal vento. E adesso noi ci vuole tempo, immaginerete, ma cerchiamo di raggiungere Bibbione anche per mandare delle immagini in diretta e Jesolo stesso. A Cortina piova da tutto il giorno, nevica in alto, sì, sopra i 1900, ecco la foto, grazie ai nostri telespettatori da ovunque, in tutto il nord-est, avete visto anche dal Friuli, abbiamo visto l'acqua alta anche a Trieste, abbiamo sentito il sindaco, stiamo documentando tutto, qui è Dario che ci manda questa foto, Francesco dal Lido di Venezia adesso ci manderà il video immagino, Valerio, questo cos'è Valerio? Sempre alle spiagge della nostra regione, grazie. Allora, eccolo qua, Francesco dal Lido di Venezia, non so quanto tempo fa sia stato girato il video, ma lo vediamo.
Questo è il lido di Venezia. Allora, Valerio, questa è Piazza Mazzini, grazie. Qui l'abbiamo già mostrato, grazie mille. Dunque, adesso, siccome abbiamo tante cose ancora da far vedere, Francesco Rattai, Portogruaro, eccola un altro scatto di Portogruaro simile a quelli che ci ha inviato poco fa Francesco Ceron da Facebook. Tutti stanno postando le situazioni vicine a sé, aiutando anche chi segnala. Avete ascoltato, altro passaggio importante, il governatore Luca Zaia, che ha risposto di fatto a quanto noi abbiamo scritto ad alcuni telespettatori tramite la pagina Facebook di Antena 3, cioè se volete mettervi a disposizione contattate la protezione civile locale, che vuol dire il comune, che vuol dire la vostra amministrazione, e quindi vi potete mettere a disposizione se volete dare una mano. Ma dopo che abbiamo risposto noi, lo ha detto anche il governatore Zaia molto chiaramente in diretta con noi poco fa. Darsena, Eraclea Mare, Laguna, erosione delle mura, ci scrivono, vediamo in questo video da Eraclea. Allora, adesso prepariamo, così rifiatiamo un po' e organizziamo anche una segnalazione più puntuale con Christian Arboit da Bibione, lo chiamiamo, vediamo se arrivano altri video. Nicola, decidi tu un po' cosa possiamo fare, ma andiamo da Christian a Bibione, dove abbiamo capito che è l'emergenza più grande in questo momento, perché Bibione è allagata, parole del governatore Luca Zaia pochi istanti fa, e che ha fatto sapere che si recherà lì. Io volevo ricollegarmi anche con Lucio Zanato, se è ancora lì a Ponte di Piave, un po' per dialogare con lui e capire che cosa succede. Quindi rivediamo Deborah però ci deve dire da dove manda questo video. Vabbè, non importa. Rivediamo un momento dei reportage del racconto con l'acqua alta di questa mattina del nostro direttore Luigi Baccialli, per rivedere cosa è accaduto a Venezia. Come potete vedere da questa lapide, qui c'era molti anni fa un cimitero, un camposanto, venivano sepolti qui i veneziani. È un piccolo campo, vedete, che il cimitero è stato interrato, quindi oggi la zona in cui venivano sepolti i veneziani si presenta in questo modo, ed è molto alto rispetto ai campi e ai campielli. Vedete, il livello è molto alto, quindi qui non ci sono problemi, qui si sta all'asciutto. Ma subito sotto l'ex piccolo cimitero, vicino alla Basilica di Santo Stefano, ovviamente si torna con l'acqua alta, e qui ci sono delle passerelle che conducono al campo San Maurizio. Turisti che cercano di farcela anche con le valigie, ovviamente. Ecco qua. Qui dentro c'è l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate allagata e chiusa, e qui proseguiamo per Campo Sant'Angelo. C'è un tratto in cui mi pare che una passerella si sia abbassata, ogni tanto cadono. Buongiorno per Antena 3. State risollevando la passerella qui? No, è pericolosa. Ah, ok. E quindi la dovete sistemare? Sì, guarda, stanno intervenendo. Eccoli là. Ah, sì. Grazie, buon lavoro. Grazie. Eccoci qua. Stanno sistemando le passerelle, come avete sentito. Pompa di sentina che va al massimo. Dentro c'è un negozio, vedete, di ceramiche, tutte le ceramiche sollevate su dei tavoli alla belle meglio. Anche qua vetri. E qui siamo arrivati in Campo Sant'Angelo. Campo Sant'Angelo, come vedete, è relativamente asciutto, perché cambiano proprio Venezia.
è ondeggiante, nel senso che sale e scende, anche se là in fondo c'è Cale della Mandola dove invece torna l'acqua alta. Adesso andiamo a vedere un supermercato, ammesso che sia aperto, perché pare che siano stati letteralmente svuotati in questi giorni. Siamo sotto le impalcature per lavori nel cinema Giorgione, nel centro di Venezia. Il cinema ovviamente è chiuso e questo mi pare un film assolutamente adatto alla situazione. Zombieland, doppio colpo perché è la seconda alluvione molto alta in questi ultimi giorni. Ecco, questo è il cinema chiuso, da questa parte si va verso Palazzo Fortuny e poi dovrebbe esserci proprio qui a 2 passi l'entrata del supermercato, che ovviamente sarà stato chiuso ma che è ancora il cinema, vedete, si prega di chiudere la porta, grazie. Domenica 17-11 i primi spettacoli potrebbero saltare a causa della marea sostenuta, sono altro che i primi spettacoli, sono saltati tutti gli spettacoli. Vedete che la vita in qualche modo continua a Venezia, ristorante con i tavoli all'aperto, di solito si mangia al sole, ma gli irriducibili non rinunciano a pranzare, anzi sono tutti fuori perché l'interno è allagato e quindi meglio stare allagati all'esterno con i piedi in ammollo. Allora, questo è il reportage del nostro direttore Luigi Baccialli. Dunque, ci ha dato un'ulteriore specifica Deborah Jesolo, Arenile dei Pioppi. Ha spiegato che cos'è dunque questo video che aveva inviato, allora lo mostriamo subito. Intanto vi do un aggiornamento. Venezia. Calli e campi si asciugano, i turisti riprendono la città, i gabbiani attaccano alla ricerca di cibo. Michele Pegorera, Bibbione, eccolo qua, un altro video da Bibbione dove ora si vive l'emergenza, guardate, no, fa kitesurf, cioè in questo momento c'era qualcuno che faceva kitesurf. Beh, vabbè, credo sia un po' un'esagerazione, non so, sarete d'accordo con me, certo che si fa nei momenti in cui il mare è agitato, però insomma c'è anche un allarme meteo rosso, come raccontiamo da ore, però insomma va bene. E questo viene ripreso da un nostro telespettatore. Pensavo avesse perso la vela. Michele ci manda questo video. Antonella. Va bene, grazie Antonella. Sì, cos'è questo? Barcisesonda, il torrente Varman, Messaggero Veneto che manda questo video. Friuli, Grazie a Francesco Ratai che ci aiuta a aggiornarci anche dal vicino Friuli Venezia Giulia. Eh sì, vedete questa leggera esondazione, qua si vede bene, fai bene, grazie Italo, eccolo qua. Le immagini del Messaggero Veneto, abbiamo mostrato anche gli allagamenti di Trieste con il piccolo, oggi tutto il nord-est. Lorenzo Maier ci manda un altro aggiornamento, sempre questa pompa, ormai si torna alla normalità anche a Pellestrina. 3 minuti fa questo video, guardate quanta acqua c'è da pompare via, impressionante, però prosegue il lavoro ininterrottamente. Quanto tempo ci vuole per tornare alla normalità, guardate che roba.
Questo fa pensare molto. Quale video mi sono dimenticato? Pordenone? Ok, facciamo vedere Pordenone come ci segnala Francesco Ceron. Questo invece da YouTube, aspettiamo qualche istante. Eccolo qua, 17 novembre. Sì, c'è anche l'audio. Vai. Pordenone, Allora, interrompo questo video meraviglioso anche nella realizzazione con il drone per documentare il bisogno del territorio nei danni che ha subito, ma siamo in diretta con Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento. Sindaco, buongiorno, un forte abbraccio perché sappiamo quello che state vivendo. Ci può raccontare cosa succede? A Bibbione in particolar modo, mi sembra di capire. Beh, in realtà buongiorno innanzitutto ai radioascoltatori. Bibbione, ma anche tutto l'entroterra, perché prima c'era un problema del fiume Tagliamento, delle mareggiate, che comunque sono state anche oggi, ma poi anche tutte le acque interne sono tutti a livelli massimi, anzi molte sono andate oltre i canali, hanno invaso le strade, le case, e quindi tutto il territorio comunale purtroppo adesso è sottoposto a questo evento meteorologico. Qual è? Allora, noi abbiamo sentito dal governatore Zaia, Bibbione è sotto acqua, cioè così, allagamenti in città. Sì, in realtà è così, sia dal mare che dalla litoranea, perché si è alzata anche quel canale che collega Venezia e Trieste, che noi ci lambisce quasi tutto a Bibbione, ma anche appunto le acque interne. Abbiamo 4 squadre di protezione civile, vigili del fuoco, e poi c'è il problema che questa notte probabilmente il tagliamento di nuovo sarà in piena, non come l'altro ieri, ma insomma ci costringerà a chiudere le porte vinciane, e quindi l'acqua interna dovremmo pomparla fuori tutta, e questo è un ulteriore problema che si aggiunge agli altri che già avevamo avuto il 12 di novembre con la violenta mareggiata di cui conoscete bene le conseguenze. Certo. Piazza Zenit, ci arriva un video da Christian Arboit. È già Bibbione Arboit, ragazzi, no? O sì? Mi aiutate a capire, eh? Questo è il video. Piazzale Zenit è sua, no, questa, sindaco? Sì, Piazzale Zenit è in centro a Bibbione. La stiamo vedendo in questo momento, eccolo qua infatti. Non so se lei ha un televisore davanti, ma vabbè, immagino, in altre faccende affaccendato, mi perdoni, certo. Ecco, sindaco, che cosa serve? Cioè, che cosa, so che noi, il governatore l'ha detto poco fa in diretta
con noi ad Antena 3 sta per arrivare lì, abbiamo capito. Sì, mi hanno chiamato prima che dovrebbero arrivare a Bibione nel tardo pomeriggio e quindi vedremo, insomma, noi abbiamo tutta la spiaggia che c'è una fortissima erosione e adesso si aggiunge tutte le migliaia di tonnellate di spiaggiato che ci arrivano dal fiume, quindi a problema si aggiunge un altro problema e poi appunto abbiamo tutto il problema delle acque interne, delle acque dei consorzi di bonifica, dei canali minori, insomma il sistema è molto in crisi in questo momento. Insomma, in particolar modo poi abbiamo sentito l'appello di Giampaolo Bottaccin ancora perché si facciano le vasche di laminazione sul tagliamento, perché poi il Veneto e San Michele in particolar modo non debba pagare le piene che non possono essere regolamentate un po' più a monte, no? Allora è la cosa, approfitto proprio per dirlo con forza stavolta, perché si sta giocando su questa cosa quando tutti gli studi tecnici dal 1966 ad oggi, almeno 15 studi autorevoli, hanno detto che bisogna laminare un po' la piena in modo che a noi arrivi con meno intensità, con meno altezza d'onda. Ebbene, ancora non sta facendo nulla e questo per noi sta diventando veramente pericoloso. Io spero che anche i sindaci del medio corso capiscano questa nostra grave situazione e che se gli studi dicono così la politica faccia un passo indietro. È ora di finire che la politica governi i processi che sono esclusivamente tecnici e idraulici. Giustissimo. Sindaco, grazie, un forte abbraccio, noi siamo lì, quindi adesso cercheremo di raggiungerla anche con Christian Arboit e tra poco insomma, avremo anche un collegamento proprio in diretta da Bibione dove abbiamo capito ora si concentra l'emergenza. Ha qualcos'altro, qualche altra notizia che vuole aggiungere, Sindaco? Possa essere utile? No, più che notizia, perché le immagini credo che parlino veramente da sé, dal 12 di novembre ad oggi noi siamo sempre in allerta, purtroppo con un rischio che è ormai diventato realtà. Io approfitto solo per ringraziare tutti i volontari e tutto il sistema di protezione civile, anche regionale e metropolitano, per l'aiuto che ci stanno dando e per essere vicini in questo momento. Grazie Sindaco. E anche voi che state diffondendo le notizie, insomma, cercando di sensibilizzare coloro i quali hanno il potere e il dovere di porre rimedio con le opere che ci servono. Esatto. Allora Sindaco, noi siamo sempre in diretta, quindi quando ha degli aggiornamenti o delle notizie che è necessario la popolazione sappia, ce lo dica, va bene? Grazie. Grazie a Pasqualino Codognotto, Sindaco di San Michele al Tagliamento, quindi competenza su Bibione. Vediamo questo video adesso completo di Christian Arboit. La spiaggia non esiste più, ha detto bene. Qualcosa di impressionante è quello che ci sarà dopo di lavoro da fare, perché poi per rimettere di nuovo e portare tutta la sabbia ci volerà, non so, almeno 15 camion che lavorano in continuazione. Lei è qui della zona? Io sono di Trieste, ma sono praticamente del Bibione, sono adottivo. Ha mai visto una cosa del genere? No, questa non l'ho mai vista. Non solo, ma anche spaventoso il sistema come sta venendo giù la pioggia. Perché questa mattina avevamo dei momenti come in questo momento che non c'era pioggia, c'erano soltanto delle gocce che venivano e improvvisamente poi c'erano cascate d'acqua che duravano 5 minuti, 10 minuti e poi smettevano, e questo è un risultato. Piazza Zenit nelle immagini di Christian Arboit, questo Ilaria cos'è? Portogruaro? Non ho capito, non c'è scritto. Cos'è questo? Via di qua. Tutto quello che è andato distrutto. Questo sì, tutto quello che abbiamo svuotato li porta qua. Tutto da buttare, guardate. Montagne, demodi, lavatrici, torrei, tutto.
Montagne di tutto abbiamo votato. Montagne. Che disastro. Quanti danni? Vediamo ancora un altro video, Bibione, sempre Cristian Arboit. Sentiamo cosa dice. Lei è esercente, lavora qui a Bibione? Sì, ho un'attività sul mare, giochi d'acqua trainabili. Ha mai visto una roba del genere? Sì, ne ho viste, ma questa volta veramente forte. Penso che se andiamo avanti di questo passo ne vedremo sempre di peggio, perché il clima è veramente impazzito gli ultimi anni. Quanto ci vorrà secondo lei per mettere a posto tutta questa... Quanto ci vorrà? Dovranno vedere le persone, loro devono vedere loro, quando non si può fare una stima adesso, già aspettare che passi queste perturbazioni, poi si deciderà. Aspettare l'invernaggio, come ha detto anche il governatore Luca Zaia. Allora, dunque, torno sui video dei nostri telespettatori. Busche ci manda Nabi questo video dove è stata anche Tiziana Bolognani in mattinata. Questo è Busche, passaggio del Piave, che è adesso a 1400 metri cubi al secondo. Quindi in base ai dati a noi pervenuti. Punta Sabbioni, zona Faro, guardiamo qual è la situazione nel video del nostro telespettatore. Impressionante, davvero impressionante anche questo video di Valerio che ha inviato pochi istanti fa. Allora, volevo farvi risentire, se mi aiutano Tony e Italo in regia, il sindaco di Venezia, Brugnaro, perché appunto oggi è intervenuto ed è molto importante che quello che ha detto. Vi ricordo che si è fermata a 150 oggi l'acqua alta a Venezia, con la previsione di 160 per fortuna è rimasta un po' più giù, anche in virtù del vento che non si è manifestato nella peggiore delle possibilità, con lo scirocco eccetera, rispetto alle previsioni. Filippo Fois con Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia. Abbiamo la protezione civile, ringrazio tutte le forze dell'ordine e tutti i volontari della protezione civile, ma anche i ragazzi, gli studenti, i figli di quelli che sono, insomma, c'è un momento di unità in città che non sentivo da tanto tempo, poi la gente si sente la fratellanza e di questo voglio ringraziare i veneziani in primis, per cui Venezia, Mestre, Margherita, sono tutti quanti qua a dare una mano e sempre a chiedere coordinati con noi, non gente che viene qua da sola a fare chissà cosa, non abbiamo bisogno. E poi gli italiani che ci stanno esprimendo una grande solidarietà. Adesso siamo davanti alla Fenice, parlavamo col sovrintendente sulla situazione delle pompe da basso, che il danno è già successo, oggi non c'è niente, era con l'1,87 che purtroppo abbiamo distrutto tutto. E la cosa bella che voglio ringraziare è l'Arena di Verona, che questa sera ci dedicherà l'incasso. Ovviamente non è per l'incasso, ma è perché ci sentiamo fratelli veneti prima di tutto, e poi anche la Scala di Milano che ha detto che devolverà la prima. Sono belle cose, bei segnali per un'Italia che può farcela, magari usando Venezia come simbolo, come pretesto se volete, ma per far vedere che siamo uniti di fronte alle tragedie. Noi, diceva la Casellati ieri, il Presidente del Senato, che è stata eletta qui a Venezia, tra l'altro, che conosce bene la realtà, ha detto i veneti, i veneziani sono in ginocchio soltanto quando pregano. L'1,60 a prescindere è vedete voi, adesso siamo su 1,50, 1,45 probabilmente, non è preoccupante per noi, è una disgrazia generale di cui purtroppo ogni anno, abbiamo già visto anche l'anno scorso, eccetera. È l'1,87 dell'altro giorno, è quello il motivo del Mose. Sono le acque eccezionali, qui c'è tutto da fare, un lavoro di manutenzione della città
che per me negli ultimi 20 anni non si è più fatto, perché sono state anche drenate completamente le risorse, per cui qui non c'è da far polemica, c'è da tirarsi sulle maniche e cominciare a seguire i lavori del Mose, capire. Da domani costruiamo la cabina di regia del commissario, la metteremo ovviamente in centro storico, apriremo dei punti anche nelle isole, proprio perché le persone più anziane, ci saranno queste schede che adesso domani finiremo di costruire specifiche per Venezia, dove sia i privati che le imprese potranno compilare per poi essere in qualche modo risarciti. Ci saranno 2 settimane di tempo per tutti, faremo una conferenza stampa, spiegheremo i dettagli, adesso non abbiamo il tempo di farlo, spiegheremo ben tutto, assisteremo le persone e avremo 30 giorni, mandiamo a Roma, io penso che un altro mese ancora, insomma io penso 2 o 3 mesi, per le parti piccole fino ai 5.000 e fino ai 20.000 dovrebbe essere abbastanza rapido, con degli acconti che vanno direttamente nel conto corrente. Allora, così Luigi Brugnaro, importantissimo, tra l'altro non avevo ricordato quel passaggio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha utilizzato quell'espressione di un anno fa, che i veneti si mettono in ginocchio solo quando devono pregare ma poi si rialzano, utilizzata nel periodo di Vaia. Allora, a parte il fatto che il sindaco ha salvato un cameraman, ve lo ricordo ma non è nostro, in piazza San Marco, eccola, hanno riposizionato, e c'era anche Luigi Brugnaro poco fa, le passerelle, quindi la qualta si è abbassata, lo sapete, di molto, sono state riposizionate le passerelle. Allora, mi diceva Arboit, ha un video molto forte per quanto riguarda, dov'è questo? O questo l'abbiamo, no, questo l'abbiamo già sentito. Paesaggio lunare, c'è scritto. Il negozio di Venezia della commerciante, l'unica che vende prodotti per celiaci, è disperata. Il suo negozio è dichiarato inagibile. Vediamo questo video. Sono venuti i pompieri, hanno constatato l'innalzamento della pavimentazione che si è rialzata, scopericata, ci hanno fatto chiudere, che non avevano nastri per i pompieri, con il freno delle feste abbiamo chiuso la parte dove non si potrà più accedere finché non si fanno dei lavori, quindi chiudiamo veramente perché non può neanche entrare la gente. Adesso vediamo se riusciamo a mettere attiva la porta secondaria e spostando tutto, vediamo se ci inventiamo qualcosa, vi aggiorneremo. Arriverà tutti. Ciao ciao. Così dunque la commerciante di Venezia, ecco il video che ha mandato Christian, sentiamolo ancora da Bibione nel suo reportage in attesa di collegarci con lui. Paesaggio lunare lo ha definito. Vengo d'estate qua a passare le vacanze, ma è una cosa incredibile, ho voluto venire di persona per vedere e non ci credevo proprio, perché ho sentito dire, però non ci credevo una cosa del genere. La spiaggia di Bibione non esiste più? Distrutta. Grazie. E per quanti conoscono Bibione sanno che spiaggia meravigliosa e quanto grande sia, no? Invece ridotta così adesso. Quei video delle cataste di rifiuti arriva da Pellestrina, ecco per la precisazione di quel che vi dicevamo prima, il Lemen in zona Mulini durante la punta massima delle 13:45, quelle immagini che abbiamo mostrato poco fa, e con le fotografie invece eccolo qua molto più nitidamente da questo video attraverso i social. Guardate le ragazzine che sono costrette a passare sulle passerelle da un gradino all'altro per evitare l'acqua, l'altezza che raggiunge la fontana copre i primi gradini. La zona dei mulini, chiaramente la più soggetta a inondazioni, però certo così
Un po' troppo, e poi avete sentito l'appello questo è Portogruaro, l'appello del sindaco di San Michele al Tagliamento ancora una volta al Friuli Venezia Giulia perché vengano fatte le casse di espansione. Ok, Cristian. Sì, Cristian, allora sei in condizioni veramente critiche, abbiamo sentito la disperazione delle persone che hai intervistato, quella è la condizione nella quale versa attualmente Bibione e che hai documentato molto bene nei tuoi video. Allora raccontaci un po'. Allora Ferdinando, qui lo spettacolo è davvero lunare, un paesaggio lunare impressionante. Non pensavo una cosa del genere prima di arrivare qui a Bibione. Abbiamo documentato, abbiamo visto la spiaggia di Jesolo, altre situazioni. Qui la spiaggia non c'è più e c'è solo fanghiglia, melma, nient'altro. È stato spazzato via tutto, anche i terrapieni che vengono solitamente realizzati a fine stagione. Il vento è ancora molto forte, è un vento di scirocco e quindi questa è la situazione della spiaggia, una spiaggia che ripeto non c'è più, ma non va meglio all'interno, come vi ho documentato nelle immagini che vi ho mandato poco fa, soprattutto nella zona tra Gruaro e San Michele al Tagliamento. La strada regionale jesolana in quel tratto è stata chiusa al traffico, c'è un serio rischio di allagamento, di alluvione proprio delle abitazioni. Mi riferisco soprattutto a via Marango, dove ci sono molti residenti esasperati. Alcuni hanno voluto parlare, altri no, ci stanno tra l'altro seguendo in diretta, mi hanno chiesto: fateci un piacere, mostrate quello che sta succedendo tra Gruaro e San Michele al Tagliamento. Certo. I terreni sono gonfi di acqua ovunque, ecco, proprio in questa zona più che nelle altre, più che nella zona dell'Ivenza, più che nella zona di Jesolo, qui i terreni veramente non stanno trattenendo tutta l'acqua che arriva dai tanti corsi d'acqua, soprattutto quelli secondari, e in qualche modo si sta realizzando quello che ci aveva detto venerdì mattina a Jesolo l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Botaccino, ovvero che i problemi potevano arrivare proprio dai corsi d'acqua secondari che appunto non ce la fanno, e questa zona è ricca di corsi d'acqua appunto secondari, di piccoli corsi d'acqua, di canali che per l'appunto stanno risputando l'acqua che non riescono a trattenere. Ecco, in questo momento mi trovo in via Pleione davanti all'hotel Excelsior e la distruzione è totale. Diciamo che rispetto a Jesolo l'acqua non è arrivata all'interno, non ha superato il marciapiede del lungomare, per il semplice fatto che qui il marciapiede, che è anche di nuova costruzione, è in rilievo, quindi è sopraelevato rispetto alla linea della spiaggia, altrimenti il fango avrebbe invaso anche il lungomare e la zona degli Allora alberghi, Cristian, vedi se in queste condizioni è complicato anche capirti, perché c'è ancora molto vento lì, no? Mi sembra. Sì, assolutamente. Se riesci a raggiungere Pasqualino Codognotto, che è il sindaco di San Michele al Tagliamento, che è appena stato in diretta con noi al telefono, così vediamo anche con lui magari un primo sopralluogo, se lo fate insieme, però continua pure a inviarci il video, quello che riesci, e noi lo documentiamo immediatamente, va bene? Assolutamente, guarda Ferdinando, qui sono in via Orsa Minore e qua la strada è completamente allagata, e la strada qui è completamente allagata nei pressi dell'hotel Excelsior, i tombini non riescono a trattenere l'acqua. Comunque ti aggiorno a breve. Grazie a Cristian Arboit. Via Marango? San Michele al Tagliamento, strada jesolana chiusa al traffico direzione ovest per tracimazione canale consorziale.
ed è Nick che ci manda questo video, cosa appena citata da Christian Arboit, ed eccola prontamente in onda. Grazie al nostro telespettatore. Al passaggio di un'auto, come vedete nel video che abbiamo appena mostrato. Dunque, Tony Italo, non abbiamo Tiziana, giusto? Allora, vediamo cos'altro. Abbiamo Zaia e Ponte di Piave. Sì, infatti adesso facciamo risentire anche il governatore Zaia a Bassano. Altro video di Filippo, grazie. Allora, lo vediamo subito. Si è aperto il cielo. Ricordate che diluvio allucinante che abbiamo documentato questa mattina nei video sotto il ponte di Bassano con Vanessa Banzato, eccetera, eccetera. Vediamo l'ultimo video, si apre il cielo, i primi raggi di sole a Bassano quando sono le 16.04. Siamo in onda da più di 6 ore. Questo è Bassano con i primi raggi di sole adesso, dopo 6 ore abbiamo iniziato la straordinaria alle 10, smottamento sulla strada Calalzo di Cadore, ed eccolo qua nella foto di Tiziana Bolognani, ci è appena arrivata, lo mostriamo, questo è un nuovo smottamento. Ancora la montagna, gli smottamenti cui faceva riferimento il governatore Luca Zaia. Allora, torniamo a... e questo torrente Molina, Calalzo di Cadore, visibilmente ingrossato, sta minacciando una baita. Eccolo qua, allora non l'avevo visto, anche questo di Tiziana Bolognani. Lo vediamo e sentiamo. Minaccia una baita. Dunque, adesso rivediamo con l'intervista di Lucio Zanato quello che ha detto il governatore Luca Zaia poco fa, pontile spiaggiato, l'avevamo visto anche nelle immagini, sempre a Jesolo, l'avevamo visto in lontananza e questo immaginate che pericolo può essere. Facciamolo pure vedere, ragazzi, il pontile spiaggiato, quindi mosso dalla furia del mare. Riusciamo? Ditemi voi quando siete pronti. Ce l'avete? Sì. Ok, eccolo qua, il pontile spiaggiato. Niente. No, non Zaia. Ragazzi, il pontile... Grazie. Eccolo qua, lo faccio rivedere dall'inizio. Pontile spiaggiato a Jesolo, ci manda questo video il telespettatore, guardate, mosso dal mare ed è impressionante perché immaginate poi che danno può fare un manufatto di questo tipo. Ricordate i pontili staccati che erano sotto le impalcate del ponte del Bassanella Padova nel 2010, spingendo su quelle arcate con la potenza dell'acqua che quindi aveva una sorta di diga che rischiava di danneggiare gli stessi pontili. Immaginate ora uno di questi che è alla deriva, che cosa può significare sulla spiaggia di Jesolo, quale pericolo. Dunque, allora, l'avevamo preparato, lo riascoltiamo, il punto fatto con Luca Zaia poco fa a Ponte di Piave. Abbiamo preoccupazione per dare informazioni ai cittadini per il tema del Brenta su Bassano che sta spingendo forte, Bacchiglione sotto controllo e poi il tormento della montagna che è piena di frane, e fra l'altro i vicini di casa hanno chiuso il Campolongo, quindi hanno valanghe sulla zona del Campolongo, quindi Corvara è isolata rispetto al Campolongo. Noi abbiamo frane un po' sparse in tutto, so che Bottacino è andato su, dove è Bottacino? È andato su anche a fare un sopralluogo in montagna, quindi la situazione è tragica. E poi attenzione che si sta aprendo un nuovo fronte che è quello del Veneto orientale. Veneto orientale significa, in generale vi ricordo, ho sentito un po' di diversi che sono sul luogo, adesso andrò a Bibbione, Bibbione è sotto acqua.
Bibbione ha dovuto chiudere le porte vinciane sul tagliamento e quindi l'acqua si è riversata nella città e ho parlato col sindaco. Dall'altro abbiamo Lemene a Portogruaro, Concordia Sagittaria, Teglio Veneto, insomma tutti i territori interessati da allagamenti, e poi la costa a devastazione. Abbiamo Jesolo con la parte est della pineta e di fatto non esiste più la spiaggia di Bibbione non esiste più, e Caorle è già stata martoriata e continua ad essere martoriata dalle acque già da martedì. Quindi lo scenario è veramente uno scenario di un Veneto che sta rivivendo sotto certi altri aspetti l'alluvione 2010, cioè condizioni climatiche sono pressoché uguali. Abbiamo le opere che tengono rispetto al 2010, alla volta di domani dovrebbe esserci schiarite e si ritorna alla normalità. Dopodiché la ripresa del maltempo ci sarà, si tratterà di capire se sarà un maltempo autunnale verso l'inverno sostenibile, con piovosità e abbassamento delle temperature, ma se continua ad esserci lo scirocco continueremo ad avere problemi, perché scirocco significa caldo, cioè temperature miti, e mare che non riceve, quindi marea. Mare non riceve, la marea fa danni a Venezia, ma anche non fa scaricare i nostri fiumi. Se non scaricano i fiumi la campagna va per sopra. Non si può dire che l'emergenza è finita, anzi bisogna No, l'emergenza non è finita, Venezia è stata martoriata, però ricordiamoci che c'è il Veneto. Non lo dico contro qualcuno, lo dico perché onestamente abbiamo parlato poco dei disastri delle spiagge, dei nostri paesi, delle frane in montagna. Il Presidente della Regione è andato a Venezia tutti i giorni, anche se qualcuno ha dato fastidio, però è pur vero che adesso bisogna occuparsi di parlare di Veneto. Qual è il punto del Veneto che in questo momento la preoccupa di più? Ma guardi, il Veneto orientale decisamente, tutto il litorale e le spiagge. Voglio anche dire una cosa, che per noi spiagge significa fatturato, significa reddito, significano più o meno un fatturato di verosimilmente va dai 9 ai 10 miliardi di euro all'anno. Facciamo 32 milioni di presenze turistiche. Non può passare il messaggio a livello internazionale che non siamo più in grado di mettere gli ombrelloni con le sdraio, perché poi i nostri competitors a livello internazionale sono bravi a far credere che non si troverà più la spiaggia ad agosto, e quindi il cittadino del mondo che sceglie una vacanza e la sceglie proprio in questo periodo e dice quest'anno vado in Spagna perché là le spiagge sono buone. Noi avremo le spiagge più belle di prima, come accade sempre. La montagna è delicata, piove, e quindi da qui alle prossime ore io non so dirvi quanto movimento ci sarà. Piove perché montagna significa neve, ad alte quote, basse quote c'è nevischio, misto pioggia, e magari sulle fasce diciamo da 800 metri magari comincia a esserci anche pioggia, per cui si è anche preoccupati delle valanghe. Quindi l'appello ai cittadini: attenzione quando si percorre in strada. Io capisco che uno non è il rilevatore di valanghe, però evitate di andare sotto i pendii dove c'è tanta neve, perché non c'è freddo e quindi non la blocca. Giustissimo. E allora, e attenzione anche per il fatto che ci inviate molti video, quindi non prendete dei rischi, quello che abbiamo detto più volte nel corso della giornata di oggi. Dunque, con Christian Arboit, zona via Orsa Minore, zona dell'Hotel Excelsior, siamo a Bibbione. Eccole qua le immagini di Christian Arboit che stiamo per raggiungere per poter essere in collegamento in diretta con lui. Allora, se voi avete un po' di immagini in copertura, adesso sentiamo anche Tiziana Bolognani. Questa è la spiaggia di Bibbione, la vedete ancora una volta nel video di Christian Arboit, mentre continuiamo a vedere queste... sentiamo anche perché c'è una testimonianza. Stiamo vedendo un po' il litorale di Bibbione come è stato praticamente distrutto da questa ondata di brutto maltempo, purtroppo è un dato di fatto. Tutta la costiera praticamente, Bibbione, Lignano, Caorle, Bibbione stesso, fino ad arrivare giù a Eraclea, insomma, e Lignano. Lei conosce bene queste zone? Abbastanza, sì, abbastanza. Che effetto le fa vedere la spiaggia più grande d'Europa in questa condizione? È un brutto effetto, mi dispiace vederla così, perché fino a poco tempo fa era il plus, era una delle più belle spiagge del litorale. Mi dispiace perché a vederla così ti piange un po' il cuore. Allora Tiziana, sì. Tiziana, abbiamo fatto vedere anche quelle tue immagini, non solo di Lamon, ma anche lo smottamento di poco fa che tu ci hai inviato in quelle ultime immagini, mi pare Calalzo di Cadore, vado
vado vi ho girato il video che mi ha inviato Esatto. il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo. Allora, dacci la qualche situazione- aggiornamento. Senti, io vi ascoltavo mentre finiva l'intervista di Zaia e non l'avevo sentita nei precedenti collegamenti, e lui invitava le persone, gli escursionisti a non avventurarsi a ridosso dei pendii dove c'è la neve, e però vi devo dire che nonostante gli avvisi siano stati ripetutamente segnalati anche nella giornata di ieri, lo ricorderete il prefetto che ha detto a chi si muove durante il weekend prestate attenzione, siate prudenti. Ebbene, nonostante l'invito a non avventurarsi, non so se l'avete già No, brava, infatti non l'abbiamo ancora detto. il soccorso alpino ieri sera, noi siamo venuti a sapere che il soccorso alpino ieri sera ha recuperato una comitiva di trevigiani che volevano passare il weekend in Valle di San Lucano. Sapete, la Valle di San Lucano è stata chiusa proprio perché le condizioni del meteo, le previsioni davano sicuramente disastri, e quindi hanno preferito chiudere quella strada. Ma quando si accingevano a chiudere la strada che porta in Valle di San Lucano, siamo in comune di Taibona Gordino, il soccorso alpino ha notato una macchina parcheggiata e hanno rintracciato il proprietario, che è residente a Oderzo. Hanno sentito la moglie, che ha confermato proprio che il marito è salito in montagna per passare una notte con gli amici in una casera. A Casera Malgonera si chiama, una delle 5 casere che si trovano nella Valle di San Lucano. E allora i soccorritori si sono portati con la jeep fino alla località di Ponte, poi sono risaliti a piedi con la pioggia, pensate, stanotte fino a 1200 metri di quota, poi c'è stata anche la neve. Insomma, lungo il percorso verso la mezzanotte i soccorritori hanno anche incontrato una frana con alberi che si erano abbattuti sul sentiero, hanno raggiunto la casera, hanno trovato i 4 amici che volevano passare la notte lì, e li hanno avvisati della situazione dell'alto rischio di smottamenti anche in tutta la vallata, e quindi finalmente si sono convinti a rientrare, sono scesi a valle assieme ai soccorritori, e questo intervento si è chiuso alle 3 di notte. E allora ripetetelo anche voi costantemente in diretta, non è possibile che la gente con dei bollettini meteo da allerta rossa si avventuri e metta a rischio non solo la propria incolumità, ma poi anche quella di chi deve muoversi per andare a recuperarli. È una questione di rispetto, secondo il mio parere personale, ma credo che possa essere condiviso, una questione di rispetto riguardo anche le persone che si muovono per metterci in salvo. E allora si cerchi di aspettare, no? Si può rinunciare al momento di svago, lo svago arriva quando le condizioni meteorologiche magari lo consentono. Nel frattempo però vi devo dire che fortunatamente la fine della perturbazione in provincia di Belluno è prossima, si sta approssimando, dovrebbe già arrivare in serata. La situazione attorno alle 4, quindi un quarto d'ora fa più o meno, dice che e conferma che tutti i corsi d'acqua hanno avuto aumenti di portate molto importanti. Avete visto anche a Lamon, nel Feltrino ci sono stati degli allagamenti, in tutta la Val Belluna si registrano allagamenti, e ci sono anche esondazioni di torrenti della rete idrica, quella secondaria. Ci sono molte frane, smottamenti di media e di piccola entità in diverse zone della provincia. Vi abbiamo fatto vedere lo smottamento, la frana storica di via Miari, ma anche a Schiucaz, dove ve l'abbiamo anche mostrata, no? Dal vivo, a Carfon. Insomma, la situazione è sotto controllo, si dice non desta preoccupazioni, ma dobbiamo stare molto attenti anche negli spostamenti, e una volta passata l'emergenza evidentemente dovranno essere riprogrammati gli interventi di ripristino, di salvaguardia, di messa in sicurezza del territorio. Per quanto riguarda il vento,
non sono arrivate segnalazioni di particolari problemi legati a raffiche di vento, mentre invece continuano ad esserci problemi per quanto riguarda le linee telefoniche, perché ci sono alcune località, non solo di Belluno proprio capoluogo, pensate, non solo di Belluno capoluogo, ma anche della parte alta della provincia, che hanno problemi di collegamenti telefonici, in alcuni casi anche di acqua, di potabilità di acqua o addirittura di interruzione della fornitura di acqua. Per la viabilità le situazioni non sono critiche, bisogna porre molta attenzione però lungo le strade, perché sovente è possibile incontrare dei veri e propri fiumi d'acqua che scendono dai versanti, e quindi bisogna andare molto piano, bisogna rallentare per evitare i fenomeni di aquaplaning e quindi rischiare magari di uscire fuori strada. I passi invece dolomitici restano chiusi perché in quota invece continua a nevicare e le precipitazioni in alta montagna sono importanti. Infatti il passo di Cimabanche, siamo nella zona fra Cortina Dobbiaco resta chiuso, poi ci sono problemi anche ad Arabba per le forti e abbondanti nevicate, ma lì insomma l'altitudine è sostenuta. Il pericolo di valanghe è lo stesso, medesimo, è molto alto ed è uguale a quello rilevato dai bollettini ieri, e qualche slavina ha già interessato la rete viaria dell'Alto Agordino, quindi come diceva giustamente il Presidente della Regione prima, fate attenzione, certo. Si faccia attenzione quando si mette in macchina. Tiziana, torniamo da te tra poco, anche perché è quasi pronto Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto, scusate, a Jesolo, quindi adesso vedremo di nuovo, ma dal vivo in diretta, le immagini della spiaggia devastata, così come abbiamo visto di Bibbione con Cristian fino a poco fa. Stanno per raggiungere Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, credo, aiutatemi poi così faccio la citazione giusto. Grazie Tiziana Bolognani, vi faccio vedere da tutto Portogruaro la situazione di questa mattina, sempre lì nelle zone più colpite adesso, cioè quelle che più sono in sofferenza in questo momento. Vediamo e sentiamo da questo video con gli allagamenti, vedete? La notte era più alta, infatti non potevo neanche passare di qua perché ci conviene prendere il vicolo qua. Non si può più passare, vedete che è stata interdetta tra l'altro l'area. Infatti qui ti dico il vicolo si passa, ma quando ero io la notte era acqua fino al gradino. Questo video, poi ce n'era un altro di Christian Arboit, adesso ve lo farò vedere, Jesolo vicino alla foce del Piave, ci scrivono, vediamo. Lì dove è arrivato adesso Lucio Zanato e vedremo in diretta queste immagini che già ci aveva mostrato anche Christian Arboit prima di raggiungere Bibbione. I sacchi, vedete i sacchi? Totalmente inutili, così come la barriera alta anche 3 metri, come ci ha raccontato il sindaco per esempio di San Michele al Tagliamento per Bibbione, ma più o meno simile si fa ogni anno anche a Jesolo, ma totalmente mangiata, smangiata dal mare, cancellata. Anche qui i primi raggi di sole, quindi il video è di pochissimo fa davvero. Va bene, allora Fabio, niente Fabio, se ci manda un video, buongiorno a voi. Qui chi c'è ancora? Nicola Marcato ci manda dei video. Nicola però dici dove sei qui? Dai che abbiamo il sindaco. Ci sei? Come? È Caorle, vero? Allora, Lucio, ci senti? Sì. Allora, linea a te. Ti sento e ti vedo. Allora,
Come fai a vederli? Allora, Vabbè. guarda, questo è il cartello di Jesolo, però l'auspicio è Eccolo questo là, il qui. sole. Eccolo qua il sole, è arrivato il sole e quindi diciamo che siamo positivi e con il sole troviamo il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Senta sindaco, la prima cosa, ci racconta quanta gente è venuta qui oggi a vedere Jesolo? Oggi è la terza volta che vengo su questo punto, stamattina, appena dopo pranzo e adesso. E c'è un via vai continuo di gente anche a quest'ora che ormai è prossima alla sera, perché la gente ovviamente è curiosa e gli operatori soprattutto preoccupati, perché ho trovato gente che abita qua vicino e quindi vengono a verificare lo stato della spiaggia. Anzi, allora andiamo a vedere della spiaggia che non c'è più, perché adesso vedrete che purtroppo la spiaggia, siamo nella zona della Pineta, quella sicuramente più colpita come di consueto, e la spiaggia non c'è più. Quindi adesso speriamo che questo... Guardate che mare che c'è! Il mare è ancora incazzato perché è ancora forte, però meno di oggi perché c'è molto meno vento e la marea si è un po' abbassata, ma comunque il mare lambisce ormai quelle che sono le dune naturali che ci sono da tantissimi anni, e quindi siamo preoccupati. Per fortuna non c'è stato nessun danno a persone, però siamo preoccupati perché adesso dovremo trovare questi 500.000 cubi di sabbia per la prossima stagione, ma quindi auspico che con l'aiuto dello Stato, della Regione e della città metropolitana di noi di riuscire in qualche modo. Sindaco, noi abbiamo appena sentito il governatore Zaia che ci ha detto dobbiamo assolutamente farlo perché altrimenti i nostri competitor, già la Spagna, comincerà a dire non andate più in Italia perché non c'è la spiaggia. Sì, io ringrazio il governatore, ma io sono sicuro che come di consueto quando ci sono queste disgrazie l'Italia si riunisce, quindi troveremo sicuramente a breve il modo di ripristinare tutto come era prima. Ecco, di quanti soldi stiamo parlando qui? Guarda, io parlo solo della sabbia, quindi della spiaggia, diciamo della Pineta, da questo punto fino a Cortellazzo. Fino a ieri si parlava di 200-300.000 cubi di sabbia che non ci sono più, adesso parliamo almeno del doppio, quindi sui 500.000 metri cubi parliamo di circa 6 milioni di euro. Però dopo ci sono i danni alle passeggiate, vedete qua davanti le passeggiate completamente divetti, i chioschi e poi i danni ai privati che ci sono stati, perché anche tanti alberghi hanno avuto problemi, qualche attività, dei chioschi che sono letteralmente crollati giù, e quindi i prossimi giorni faremo dei conteggi abbastanza precisi. Certamente parliamo, non voglio fare numeri sparati a caso, parlo della sabbia perché abbiamo purtroppo l'esperienza degli anni precedenti. E non si può fare nulla per rendere definitiva questa sabbia? Ma diciamo per rendere definitiva bisogna fare delle strutture fisse appena dopo il bagnasciuga, in cui fermano la furia e la forza del mare, e quindi bisogna fare delle dighe fisse, dei muri, delle dighe fisse che possono trattenere la sabbia e infrangere le onde. Ma non è che questo poi non piace ai turisti? Ma diciamo ci sono tante località che li hanno, ma sarebbe sufficiente questa zona, perché la zona centrale, la zona ovest non hanno questo problema, ma adesso dopo questo ci aspettiamo purtroppo nei prossimi giorni un altro grave problema di tutti i rifiuti che arriveranno per i prossimi 10-15 giorni, perché già lì ne vediamo uno. Nicoletta, se fai vedere l'albero, guardate un po' la dimensione di quell'albero. Sì, ma questo è nulla rispetto a quello che arriverà, perché i fiumi porta fuori qualche miglia tutta questa legname, questa legna, questi alberi, questi tronchi, questi rami, e poi pian piano appena si calma ritornano a riva, quindi sicuramente fra qualche giorno avremo la spiaggia invasa da tutte queste ramaglie, questi alberi, questi tronchi. Quindi quanta gente deve lavorare per rimettere in sesto la stagione, diciamo nei tempi in tempi concreti, in tempi giusti? Beh, diciamo adesso domani farò un'ordinanza, come comune faremo un'ordinanza per far sì che vengano ripristinate le dune di protezione su tutta la spiaggia, perché ovviamente la duna, quelle artificiali, non quelle naturali ovviamente, servono per riparare se arriva qualche altra ondata, perché ovviamente l'inverno è ancora lungo, anzi sta appena iniziando il tempo, e quindi prima di arrivare a aprile-maggio ci vuole ancora tanto tempo, e quindi dobbiamo prima salvaguardare da questa e poi pian piano sistemeremo tutto, ma io confido che, anzi sono sicuro che ce la facciamo. Senta, lei che è uomo di mare, questo è l'evento di Scirocco? Questo è l'evento di Scirocco, proprio Scirocco. Ecco, questo non va bene. No, è questo che purtroppo per la nostra località
Ecco, quando c'è Bora, per esempio la località di Jesolo non ha problemi, ma quando c'è Sirocco le onde sono tremende. Senta, qui stiamo parlando di un'economia a quanti zeri? Beh, cioè, l'economia è sicuramente importante perché circa i 6 milioni di presenze che facciamo tutti gli anni sono importanti, no? Diciamo, e quindi c'è un indotto non solo per la località ma anche per tantissime persone dai paesi vicini che vengono a lavorare a Jesolo, ma io direi di questo non dobbiamo assolutamente preoccuparci perché abbiamo la volontà e la forza di sistemare tutto, anzi di fare tutto meglio di come era prima. Senta, guardate, Nicoletta, se ti puoi girare un secondo, guarda gente che abbiamo alle nostre spalle perché tutti sono venuti a vedere, tutti sono venuti a vedere come sta la loro Jesolo. Beh, diciamo quindi un abbraccio nella vero senso della parola. Guarda, oltre a tanti ovviamente jesolani che vengono, ci sono anche tanti nostri affezionati turisti che vengono magari dalle città vicine, Mestre, Treviso eccetera, che vengono a vedere lo stato del mare e ovviamente questo è il posto delle loro vacanze, del loro meritato riposo e sono anche loro preoccupati, ma io voglio tranquillizzarli che sistemeremo tutto, metteremo tutto a posto. Senta, qual è stata la persona che l'ha chiamata, si è fatta sentire con maggiore apprensione, cosa l'hanno chiesto? Ma diciamo gli abitanti della Pineta e soprattutto alcune abitazioni che sono dopo Cortellazzo, che sono proprio dove il fiume è entrato, che hanno avuto ancora mercoledì la casa invasa dall'acqua e quindi erano preoccupati anche perché c'è un bacino che non può scolare e quindi adesso troveremo con dell'idrovore il modo di poter vuotare l'acqua che si è fermata e che oggi sicuramente se ne è accumulata ancora di più con le onde e con la pioggia che c'è stata questa mattina soprattutto, ma anche a mezzogiorno, l'1, alle 2 eccetera. Adesso per fortuna sembra che abbiamo visto il primo sole dopo qualche giorno. Dai, chiudiamo in ottimismo. Io sono ottimista per natura, quindi quel raggio di sole che abbiamo visto adesso che è stato ripreso, credo, sicuramente di buon auspicio per un futuro ancora più roseo per la nostra località. Ecco, l'ultima cosa la diciamo per quelli che vengono qui, di stare comunque attenti, perché ho visto prima passare una persona a momenti finisce per terra. Sì, adesso vanno sistemati questi gradoni che sono tutti stati divelti, tutti questi piasti, quindi bisogna stare attenti e non farci male, perché la fortuna che abbiamo avuto, che almeno da quanto mi risulta, non abbiamo nessun ferito, nessuna persona che si è fatto male, quindi, e questa è già una bella cosa. Ferdinando, sei domande da studio? No, Lucio, allora benissimo l'ottimismo, intanto però la situazione è davvero di forte crisi. Salutiamo e ringraziamo anche il sindaco Valerio Zoggia. Io ti chiederei, parliamo un po' con le persone, facciamo vedere quello che è successo lì, anche perché l'abbiamo mostrato in larga parte durante il giorno. Adesso l'emergenza, l'ha detto anche il governatore Zaia, è lì nelle spiagge, è lì a Bibione che è sott'acqua, abbiamo visto Portogruaro. Mentre ti sposti, salutiamo e ringraziamo il sindaco, vi faccio vedere due immagini. La partita Vicenza-Ravenna mi pare oggi, vado a memoria, Venezia-Forza scrivono in tanti, ma quindi l'omaggio degli ultra alla Serenissima che viene declinato anche in questa maniera, guardate, con decine e decine di bandiere della Serenissima, il gonfalone di San Marco, ricordate la polemica dei giorni scorsi, non è consentito di entrare allo stadio Euganeo, eppure guardate le foto vengono postate a decine sui social, guardate quante bandiere di San Marco che c'erano negli stadi, decine, stendardi e striscioni con l'effigie del leone di San Marco presenti oggi allo stadio Menti di Vicenza vengono fatte sventolare soprattutto nella gradinata sud occupata dagli Ultras in occasione della sfida di campionato di Serie C, eccolo qua, sì, con Ravenna. L'iniziativa della Curva Sud, mobilitata a sostegno del popolo veneziano colpito dall'acqua alta. La facciamo vedere perché è un bellissimo momento anche di solidarietà, anche in questo senso da parte del mondo dello sport. Guardate Alex, per esempio, ancora ci manda un video di Jesolo poco distante dov'è Lucio Zanato, la condizione è questa. Dunque Lucio, falla vedere, anche perché Alex immagino abbia appena girato queste immagini a circa 20-30 metri di distanza da te, perché si vede il sole, quindi praticamente in tempo reale. Lucio, vai! Sì, allora adesso ti faccio, vale la pena che noi andiamo, visto che abbiamo gli stivali da Piave, vieni Nicoletta, vale la pena che vi faccio vedere questo taglio di inquadratura, perché è incredibile, c'è questo sole e questo mare, guardate un po', è una meraviglia, guardate in fondo le luci di Jesolo
che queste sono accese significa che comunque si ricomincia, si va avanti, c'è un sole che taglia completamente il mare, l'Adriatico, che come ha detto il sindaco è ancora sull'incazzato, mettiamola così, d'altra parte spira un vento, devo dire, si vede, vediamo la bandiera, ecco, guardate come la bandiera, come dire, sventola, e questo dà il senso di quanto vento ci sia qui. E poi se Nicoletta viene con me, intanto vi faccio vedere, si vede ancora molto meglio, diciamo così, il rifiuto che arriva. Guardate un po' che albero è arrivato qua nel corso della mareggiata, adesso sì, l'immagine è ancora un po' azzurra, fai vedere la lunghezza dell'albero e soprattutto la grossezza, quindi vi dà la netta sensazione di che cosa vuol dire, che cosa si porta dietro ad esempio il Piave. Tra l'altro, non so se si vede, questo è sicuramente un albero che era stato potato, lo vedete? E che la furia dell'acqua probabilmente ha portato via, probabilmente era dentro in golena, ad occhio. Allora io adesso continuerei, se tu mi dai la possibilità, perché volevo sentire un po' di gente, perché come dire, sono tutti affezionati. Allora parto da chi in questo momento sta facendo... Buongiorno, è venuto qui perché? Scusa, io parlo poco. Parla poco, però Jesolo la conosce. Jesolo, io turisto in Russia, Mosca. Ah, ma lei comunque qui conosce questa località? Scusa, non capisco, non importa, grazie lo stesso. Abbiamo beccato lo straniero che comunque ha fatto un selfie, ha fatto le riprese. Nicoletta, fai un favore, facciamo vedere invece da quest'altra parte, cioè verso, diciamo così, la zona nord. Anche qui il taglio di inquadratura è assolutamente eccezionale. Lo so che è tutto blu perché naturalmente sta cambiando la luce, siamo, come si dice in gergo tecnico, quasi alla luce a cavallo. Però ve la voglio far vedere perché chi non c'è qui, come dire, non riesce a capire la bellezza nella devastazione. Allora io continuerei cercando delle altre persone, sperando di riuscire a trovare anche qualche italiano, continuo a vedere persone che come dire, fanno delle foto. Mi scusi, buonasera, siamo in diretta su Antena 3. Allora, è venuto qui perché? Volevo vedere la nostra spiaggia che non c'è più, purtroppo. Incredibile davvero. Incredibile la forza dell'acqua. È incredibile cosa ha fatto, incredibile. Lei da dove viene? Da Treviso noi venivamo sempre in spiaggia qua tutti gli anni, però non c'è più la spiaggia. Senta, però qui c'è già la forza di volerla rimettere in piedi. Speriamo, sì, noi vorremmo mettere in piedi, ma come si fa con questi elementi così diversi? È cambiato il tempo proprio. Lei da quanti anni è che viene a Jesolo? 30 anni minimo 30 anni. E mai capitata, mai vista una roba del genere? Mai visto. Sono venuto perché andiamo a vedere cosa è successo, magari che disastro. Non c'è più niente. Però insomma noi veneti abbiamo la forza di ricominciare ogni volta. Sì, quello sì, è vero, quello sì. Grazie. Ecco, queste sono le persone che sono venute qui a Jesolo a vedere la loro spiaggia, perché lo sapete, questa è la spiaggia dei trevigiani da sempre. E quindi fa specie sapere, insomma, che i cittadini ci tengono a questo pezzo di Adriatico che fa parte della nostra storia. 30 anni, pensate, avete sentito questo trevigiano, sono 30 anni che viene qui e quindi sono 30 anni che ha condiviso sostanzialmente la sua storia con questa spiaggia. Adesso io ti ridarei un attimo la linea perché voglio avvicinarmi ad altre persone. Se tu sei d'accordo, intanto fai vedere dei video, poi appena ho qualcuno ti richiamo. Sì, Lucio, però io vorrei che stessimo più possibile lì con te, perché la luce sta calando e magari sentiamo appunto altre persone mostrando quello che è successo, quindi guarda, io resterei proprio in diretta con voi, consentendo anche a Nicoletta di scalare, diciamo, quello che resta delle dune ormai create dall'erosione del mare, e quindi quando sei pronto torniamo, ma restiamo con te. Intanto da Bibione la signora Antonella del bar in piazza Zenit Moro di Venezia, se ce lo fate vedere e sentire, poi torniamo da Lucio, eccolo qua, Tony e Italo, sentiamola. Com'è stata la situazione in questi giorni, signora? Un po' tremenda.
il mare aveva tanta forza, ha fatto un po' di danni su tutto il litorale, i chioschi che ci sono in spiaggia. Ecco, voi come esercenti, lei ha mai visto una cosa del genere? No, decisamente no, così forte no, mai. Le mareggiate le abbiamo tutti gli anni, ma a questo livello almeno io non le ho mai viste. È difficile quantificare i danni in questa fase? Penso proprio di sì, bisognerebbe parlare con chi ha subito i danni effettivamente, perché io ho solo visto quello che c'è sul litorale e niente di più. È da martedì sera che siete in questa situazione? Sì, martedì, quando poi c'è stato anche a Venezia, comunque tutto il litorale ha subito danni, da Venezia in poi, noi, Lignano, Grado, Jesolo, tutti quanti, Caorle. Situazione difficile? Sì, parecchio, penso perché ha subito i danni soprattutto, chi sta lavorando in spiaggia, che ha i chioschi in spiaggia, ne ha subiti parecchio. Grazie, signor. Così ancora da Bibione Cristian Arboit. Allora adesso stiamo per mostrarvi in diretta le immagini da Bibione, che è dove si sta per recare il governatore Luca Zaia, perché è un momento di, lì è un punto di forte criticità. Guardate queste immagini meravigliose, però purtroppo sappiamo tutto quello che è successo e che sta vivendo non più solo Venezia ma tutta la regione. Vai Lucio, sfruttiamo la luce. Eccoci qua, allora sì, ci giochiamo gli ultimi minuti di luce, una luce a cavallo nel vero senso della parola, mettiamola così, bellissima questa immagine nella sua crudezza per una spiaggia che non c'è più. E drammaticità, direi. Lei è addirittura venuta in ciabatte. Sì. Perché è venuta così in velocità? Per non bagnarmi i piedi. Senta, da quanti anni è che viene a Jesolo? Sono tanti anni, una cosa così non si è mai vista. Diciamo che ormai il mare si è mangiato tutta la sabbia, tutta la spiaggia. Lei da dove viene? Dal Tivole. Dal Tivole? Sì. È partita stamattina e ha detto bisogna che vada a vedere? No, sono venuta al pomeriggio a fare un giro, vedere. Perché ha detto devo vedere com'è la mia spiaggia? Il campeggio qui dietro, insomma. E ci tornerà quest'estate? Sì, sicuramente. Sì, poi si rimette a posto. Non so come rimarrà, quanta spiaggia, perché ogni anno è sempre meno, purtroppo. Perché la sabbia costa tantissimo, avevo sentito prima il sindaco Zoggia che costa veramente un botto, però va rifatta perché è la nostra spiaggia. Sì, quando venivo qui da bambina, 40 anni fa, si può dire che già era tantissima spiaggia, ora è così. La natura è questa. La lascio alla sua famiglia, grazie per essere stati con noi. Allora, noi continuiamo a vedere gente che mentre la luce va sempre più giù, noi teniamo duro, vediamo se riusciamo a recuperare delle altre persone. Buonasera, da dove venite? Veniamo da San Donà di Piave. E siete venuti a vedere? Siamo venuti a vedere il mare. Ma il mare o la spiaggia che non c'è più? La spiaggia che non c'è più, ma il mare è anche un bello spettacolo da vedere così. Non è bello perché fa danni, però. Vedo che il cane ci tiene particolarmente. Sì. Senta, ma si aspettavano cose di questo genere? Sinceramente sì, perché siamo abituati quando viene questo tempo di scirocco così, che il mare faccia questo tipo di danni qua. Secondo lei che soluzione ci potrebbe essere? Hanno fatto ad esempio le murete da altre parti? Forse costruire qualche sistema di frangiflutti un po' diverso da quello che c'è adesso, secondo me. Sì, perché qui poi è un botto di soldi ogni volta e anche di lavori. Veramente è un disastro ogni anno. Grazie, intanto buona serata, grazie. Noi continuiamo nella ricerca delle persone, eccoci qua, noi ci giochiamo tutta la luce possibile, Ferdinando, finché ce l'abbiamo. Perché qui si va a minuti, il sole. Guarda però Nicoletta, fai vedere un'altra volta quell'angolo con quel riflesso del sole, guardate guarda, prova a zoomare un po', che è bellissimo, non ci sono parole per questo tipo di spettacolo della natura da questa parte, dall'altra non ci sono altrettante parole per la devastazione che la stessa natura ha effettuato in questo territorio. Allora io ne approfitto perché vedo se abbiamo qualcuno che sta facendo addirittura un video. Buonasera. Buonasera a lei. Allora io faccio la diretta, lei invece sta registrando? Sto registrando cosa è successo qui a Jesolo, il disastro che ha fatto l'acqua, praticamente l'alta marea, tutto quanto. Lei da dove viene? Io vengo da Fossalta di Piave. Ma se l'aspettava una cosa di questo genere? No, sinceramente no, era una cosa molto grande, diciamo, molto grande. Sì. Tanto grande sta roba? Molto grande, sì, mai successo una cosa del genere, esatto.
Senta, ma voi come avete vissuto questi giorni di maltempo dalle vostre parti? Ma preoccupazione perché io abito vicino al Piave, a 100 metri dal Piave, dunque il Piave di Fossalta di Piave e dunque è da preoccuparsi, insomma. Ecco. Senta, però abbiamo visto il sole. Sì, abbiamo visto il sole. Speriamo bene che non piova ancora e che le cose si mettano a posto col tempo. Il tempo è la miglior cosa, no? Però cosa ci deve insegnare questa situazione qua, secondo lei? Cambiamenti climatici oppure è una cosa ciclica che comunque magari va combattuta, va contrastata con delle dighe, con delle situazioni? No, è un po' tutto l'insieme, ci vuole il cambiamento climatico per primo, no? E poi tutte le cose di conseguenza, le dighe, il MOSE, che poi bisogna vedere se è una cosa molto valida, perché non è stato ancora approvato, dunque è da vedere. È un po' scettico. Sì. Va bene. Perché i vecchi dicevano che il MOSE non conta più di tanto. I vecchi? I vecchi, sì, no, la mia generazione e altre generazioni. Staremo a vedere perché speriamo che lo rimettano in moto, anche se il MOSE conta poco qui a Jesolo, di la verità. Sì, il MOSE a Jesolo non conta niente, però almeno salva una parte di Venezia che è più importante Venezia come centro storico e tutte le belle arti che ci sono. Grazie, buona passeggiata. Nicoletta, andiamo avanti un po', ci giochiamo gli ultimi minuti di luce. Guardate qui, ecco, questo è un altro esempio di materiale che deve essere, come dire, smaltito e che è arrivato fin qua. Non è che pesi poco il legname, guardate anche da queste parti. Poi naturalmente ci sono ovviamente i rifiuti tipo appunto i polistiroli, però volevo tornare qui perché sta andando via la luce, ma la gente no, anzi continua ad aumentare, questa è la verità. Significa che tanta gente vuole veramente bene a questa spiaggia. Ecco qua, vediamo, ti do una mano Nicoletta, eccoci qua, vieni avanti, perfetto. Eccoci qua, guardate un po' quanta gente nonostante la luce se ne stia andando, vieni pure avanti un po', ecco guardate qua quanta gente e siamo solo a uno degli accessi al mare, pensate a tutti gli altri e quindi tutta l'altra gente che è venuta qui per vedere e per documentare, ad esempio lì c'è gente, tutti che fanno riprese, che fanno fotografie, perché comunque è una cosa che non va dimenticata. Senta, da dove è venuto per vedersi questa situazione? Io abito qua. Ah, lei abita qua? Abito qua a 200 metri, sì. E quindi se l'è vissuta tutta. Ci può raccontare come l'avete vissuti i giorni scorsi? Beh, martedì notte 40 cm d'acqua in casa e oggi no, perché noi già siamo un po' coperti, però il disastro così, penso, non so, le 66, non lo so. Ma martedì notte? Martedì notte. Come ci racconti velocemente, cosa è successo? Da quando è successo che eravamo su e a un certo momento ci siamo alzati per guardare fuori, siamo scesi e avevamo 40 cm d'acqua in casa. Acqua di mare tra l'altro, quindi acqua salata. Certo, acqua di mare e dopo immagina tutto il resto, dove ci sono gli arredamenti, dove c'è il disastro, però mercoledì, il giorno dopo, mercoledì, giovedì, si è calmato dentro, però il disastro è successo qua fuori, insomma il mare è qua. Però sì, noi adesso, allora là, dove scusami siamo in qualche Golena, istante, torniamo da te subito a Jesolo e stiamo preparando il collegamento anche con Bibbione, ma abbiamo un aggiornamento importante con il governatore Luca Zaia in diretta al telefono con noi. Presidente. Grazie. Aspettiamo, non so, questa notte, non so, ci sarà alta marea ancora. No, c'è bassa marea. Grazie, diamo la linea. Ecco, grazie. Grazie, non ho capito se il Presidente Zaia è già in onda con noi. Ecco, pronto? Ecco, Presidente, grazie, buonasera. Dicevamo, Buonasera. abbiamo un aggiornamento importante con lei, che succede? Che abbiamo il lago Galleghe che per cimare il Cordevole, che è il fiume, torrente, scusi, che porta l'acqua. Ce lo ricordiamo tutti, il Cordevole è quello di Vaia dell'anno scorso, quello dei detriti, è quello che ha riempito il lago di Alleghe di detriti e sta riempendo d'acqua il lago di Alleghe, per cui è prevista una tracimazione, cioè pressoché in corso inizia una piccola tracimazione, quindi il lago è pieno. Penso che se non si vedesse da un pezzo il fatto che il lago si riempisse. E quindi c'è tanta acqua che viene giù dal Cordevole, acqua ovviamente piovana e sicuramente con queste temperature che sono miti c'è anche acqua da disgelo, quindi da neve che si scioglie. Voi lo sentite da soli, i cittadini mi ascoltano, sanno tranquillamente che se escono di casa possono tranquillamente, non serve che escano con giubbotti, perché anche oggi la temperatura è stata
è assolutamente mite. C'è una schiarita in serata, domani dovrebbe esserci bel tempo per poi riprendere in settimana col brutto tempo, però speriamo sia un brutto tempo invernale con il freddo e non con lo scirocco. Presidente, quindi sta tracimando, lei dice, il lago di Alleghe, quindi questa è una preoccupazione. Il torrente Cordevole si è gonfiato mostruosamente, come abbiamo raccontato oggi, ce lo conferma. Esce. Sì, prego. Poi c'è la frana di Schiucazze, sempre su nella provincia di Belluno, che dà problemi. Anche lì c'è il tema di evacuare i residenti. Adesso cercheremo di capire con il sindaco quali sono le decisioni da prendere. Vi ricordo che noi siamo già intervenuti con Vaia su questo, e successivamente su questa frana. Abbiamo frane nella provincia di Belluno e poi ovviamente so che voi siete sul luogo Jesolo e Bibbione con una grossa difficoltà. Jesolo, avete visto, ho diffuso anche un video che mi è stato mandato della parte di spiaggia della Pineta, che praticamente è venuto su anche tutto il passeggio del lungomare, quindi tutto il viale pedonale, quindi Pineta Est su Jesolo, e Bibbione è sotto acqua perché comunque il centro di Bibbione è sotto acqua, ho sentito anche il sindaco. Poi siamo andati a vedere il Piave, c'eravate anche voi, Piave aspettiamo la massima piena verso le 18, dovrebbe essere 1200 metri cubi al secondo, stando i dati, sono molti di meno rispetto all'anno scorso che erano 2800 metri cubi al secondo, però comunque massima attenzione anche sul Piave. Stiamo vedendo le immagini del suo sopralluogo con Bottaccini e il sindaco Paolo Aroma sul Piave. Abbiamo visto anche quando lo ha mostrato lei dal telefonino quel video di Jesolo che era arrivato anche a noi nel corso della mattinata e quindi avevamo mostrato più volte la devastazione, ora siamo lì in diretta. Presidente, ne approfitto, raccogliamo, ma lei lo sa molto bene, l'appello anche del sindaco di San Michele al Tagliamento, che di fatto è al vicino Friuli Venezia Giulia, perché anche lì si facciano le casse di espansione, vasche di laminazione, perché il Tagliamento scarica tutta quell'acqua poi nella nostra regione e causando i problemi che sta vivendo per esempio Bibbione adesso. Certo, guardi, di questo stiamo parlando da anni. Se fosse il nostro territorio l'avremmo già risolto, il problema è che è stato difficile il dialogo con Friuli Venezia Giulia. Ovvio che adesso c'è un nuovo governatore con il quale dialoghiamo, però Massimiliano Fedriga è lì da un anno scarso, non so da quanto tempo sia lì, per cui abbiamo perso anni utili su questo fronte. È fondamentale che ci sia un buon rapporto tra vicini di casa. Ho parlato anch'io col sindaco di San Michele al Tagliamento e comunque siamo qui per dare una mano, ci sono i volontari e quindi i miei complimenti e i miei ringraziamenti a tutti i volontari di ogni ordine e grado che sono fuori con i nostri sindaci, con i cittadini in tutto il Veneto. Abbiamo parlato per 4 giorni di Venezia, giustamente, perché stiamo parlando del patrimonio dell'umanità, però è bene anche che adesso i riflettori ci siano anche su questi territori che sono letteralmente martoriati. E comunque faremo la conta dei danni e dopodiché cercheremo ancora di intervenire con il ristoro dei danni e con opere utili. Ad esempio il Piave abbiamo dimostrato che le opere fatte anche post Vaia, quindi durante questa primavera e quest'estate, oggi sono servite a Ponte di Piave. Il deflusso dell'acqua è un deflusso impetuoso ma non preoccupante. E stiamo vedendo il video che lei ha condiviso sulla pagina appunto di Jesolo ed è agghiacciante quello che è successo, il danno enorme del quale ora stiamo parlando, ci siamo resi conto un po' tutti, lo stanno vedendo centinaia di turisti appassionati, residenti veneti che sono voluti andare a vedere quello che è accaduto lì. Però Presidente, ripartiamo da quella notizia. Lei ci ha detto attenzione, in questo momento il lago di Alleghe sta tracimando e quindi anche questo è un dato che aggiungiamo alla cronaca di oggi. Sì, sarà una tracimazione che i nostri controlleranno, siamo sul pezzo, ho parlato con il dottor Dell'Acqua e l'assessore Bottaccini, però si sappia che la montagna è in tensione, sta soffrendo in questo momento. E peraltro, a differenza di Vaia, è una montagna piena di neve, perché ricordo che Vaia l'anno scorso, a fine ottobre, primi novembre, ci ha devastato, ma non avevamo la neve, adesso abbiamo anche la neve, per cui siamo preoccupati anche del pericolo valanghe. Certo. Allora, Presidente, grazie davvero per questo aggiornamento. Conferma, ora si dirige a Bibbione, cosa fa
perché noi siamo lì. No, guardi, no, adesso sono ancora nel territorio del Piave, quindi adesso siamo a Oberto, in particolar modo. Okay. Siamo ancora in questi territori. Va Grazie. bene. Noi siamo in diretta sia a Jesolo che a Bibione, insomma, in base a quello che sceglierà, dovesse appunto darci qualche altro aggiornamento, sa che siamo sul posto, se no ci sentiamo sempre al telefono. Grazie davvero Presidente, buon lavoro. Grazie, buongiorno. Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto. Allora, questo è un dato importante e lo stiamo vedendo ancora. Teniamo pure, Tony Italo, queste immagini del video. Schiavon, diceva il governatore, di aver ricevuto questo video di 3 minuti delle prime avvisaglie di quanto è accaduto a Jesolo. Adesso lo togliamo, tanto abbiamo anche Lucio, se volete torniamo subito da lui in modo da poter sfruttare più possibile la luce. Un anno dopo Vaia, di nuovo danni a rifugio a Visentin sul Nevegal, è quello che ci invia Tiziana. Se volete farlo vedere, eccolo qua, grazie ragazzi. Di nuovo danni al rifugio, scusate, e quindi guardate che condizioni è. Tiziana, se riesci a farti arrivare qualche video, diciamo, del lago di Alleghe, appunto. Questo invece, scusate, non c'entra nulla, ma è via Diaz a Trieste. Guardate gli allagamenti, siccome li abbiamo mostrati più volte, anche pieno centro a Trieste, quello che è successo oggi pomeriggio. Qui sempre Tiziana. Stanno transennando un'area, lo vedete in questo video, e adesso vi dirò che cos'è più precisamente. Preoccupa il Cordevole, che è un torrente, quindi avendo carattere torrentizio come il Muson per esempio in pianura da noi nel Padovano, cresce e si abbassa molto rapidamente. Insomma, il Cordevole è cresciuto e di molto. Comunque queste immagini che ci ha fatto avere Tiziana con l'intervento, vedete, della polizia locale e dei volontari per transennare un'area che chiaramente erosa dalla troppa pioggia di queste ore, con il lavorio dell'acqua del torrente sotto, rischia di cedere. Ed è, scusate così lo diciamo, strada per Rizios, visto il cedimento a valle della strada. Il resto lo abbiamo fatto vedere, va bene. Allora, pochi istanti, ci fermiamo. Dunque, questo cos'è? Una foto di Anna Maria Parisi, il tramonto ora è spettacolare, questo lo dobbiamo dire. L'abbiamo visto molto chiaramente nelle immagini di Lucio Zanato. Questa è Anna Maria che sta arrivando a Bibione a raggiungere anche Christian Arboit. 2 o 3 minuti di pubblicità, vi chiediamo pazienza, sarà poi qui Nicola Zanetti a continuare la nostra maratona. Sono 7 ore di diretta sino a questo momento, andremo in onda fino a questa sera anche con il nostro direttore Luigi Bacialli, che poi questa sera, dopo aver documentato come sempre l'acqua alta a Venezia, l'abbiamo rivisto anche poco fa, sarà qui stasera a tracciare un bilancio di questa giornata con approfondimenti e commenti con ospiti, e rivedremo tutte le immagini, i servizi di questa ennesima giornata di emergenza. Avete capito l'ultima? Oltre al macello, il disastro che stanno vivendo Jesolo, Caorle e Rosolina, abbiamo sentito Bibione, in particolar modo Portogruaro, dove siamo in questo momento pronti a collegarci tra qualche minuto. Ad Alleghe il lago sta tracimando, e quindi questa è un'ulteriore preoccupazione per le prossime ore, e insiste il governatore sui problemi anche della montagna. Giustamente abbiamo parlato di Venezia in questi giorni, patrimonio di tutta l'umanità. Ora avete visto, l'emergenza è anche altrove. 2 minuti e poi con Nicola Zanetti ancora aggiornamenti e collegamenti.